Buonasera, buonasera e benvenuti. Prima di iniziare la serata col primo ospite, devo dire una serie di cose un po' tecniche ma importanti, quindi perdonatemi. E doppia difficoltà, mi appoggio a degli appunti che non ho scritto io, quindi devo un po' tradurre. Vengono vendute magliette, borse e libri in questo punto qui in piazza. Tra l'altro avete visto la grafica di quest'anno, quindi anche le magliette è stata realizzata da due giovani ragazzi, Marco e Nicola Lotta di Seneghe poi anche altri libri e magliette e merchandising al punto informazioni che si trova invece di fronte alla farmacia. Altri libri, non solo quelli prodotti da Perda Sonadora, ma tutti i libri degli ospiti del festival sono qui nella libreria di fianco alla chiesa. E ci sono anche dei piccoli ciondoli realizzati da Domenico Cubeddu, il giornalista, molto belli, che ha realizzato apposta per il festival, sempre in vendita qui e all'Infopoint. Poi ci sono i limoni del poeta, cioè con i limoni donati dal paese. E non solo sono limoni, dai limoni è stata fatta la marmellata, lo sciroppo concentrato, la saba e i limoni in salamoia. Questo mi sembra fondamentale. Poi, una cosa veramente importante, i punti di ristoro, perché mangiare è importante. Quindi provo a elencarli perché magari qualcuno si perde, perché ci sono sia i seneghesi qui ma anche altri ospiti che magari non trovano i punti. Provo a elencarli tutti. C'è Casa Addis, che dalle 13 alle 15 e dalle 19:30 alle 21 si può andare lì a mangiare a buffet, e dove si possono incontrare tra l'altro anche gli ospiti del festival, ma è aperto anche agli altri. Poi c'è le due pizzerie, quindi la pizzeria Saprenza e la pizzeria di Santa Maria. Il supermercato di Meglio, hanno un vassoio con delle degustazioni, geniale. I bar di Seneghe danno da mangiare dei panini. E i ragazzi di Alter Events, giù nella piazzetta di Sulare dove si tengono le buonanotti, fanno anche loro dei panini. Trovate qui lungo la piazza e negli altri luoghi del festival gli orari in cui è possibile andare a comprare dei panini lì. Poi c'è un angolo magico, non so se l'avete visto, ma vi consiglio di andarci, qui all'inizio di via Pipia, dietro alle scuole elementari, dove si possono assaggiare cose meravigliose. Altra cosa fondamentale, ma lo trovate non nel pieghevole ma nel libretto che racconta tutto il festival, che potete trovare qui in piazza e l'Infopoint. In biblioteca, al primo piano, al piano di mezzo, è possibile, vi dico gli orari, alla mattina dalle 10 alle 12:30 e il pomeriggio dalle 16 alle 19, è possibile salire al piano intermedio e ascoltare Tony Servillo, non in persona ma una registrazione, che legge il giorno del giudizio. È in loop, quindi potete andare lì, ascoltare un pezzo, tutto eccetera. C'è sempre qualcuno del festival che vi accoglie. Stop con le informazioni e ho il piacere, perché l'ho inseguito un po', di riportare a Seneghe uno degli ospiti più graditi del festival, che molti seneghesi conoscono bene, che è Paolo Nori. Ho chiamato Paolo per due motivi. Uno è proprio, l'ho pensato come regalo ai seneghesi, sapendo l'amore che intercorre fra l'uno e gli altri. E l'altro è che Paolo evidentemente si sposa perfettamente con l'idea che avevo del festival, che ha questo titolo, A voce alta,
perché quando legge Paolo è una magia e le parole che lui scrive, a sentirlo recitare, leggerle, acquistano un potere che infiamma la carta, credo. È talmente potente il potere della lettura di Paolo che appunto si fa poesia, ed è talmente potente e talmente così infiammante che anche quando tu a casa leggi le parole di Paolo, le leggi con la voce di Paolo, cioè con la cantilena di Parma, ed è più forte di te, e questa cosa è magica. E quindi era proprio è difficile dire chi è un poeta, è difficile dire cos'è la poesia, quindi no, è uno strano territorio. In questo per me Paolo è un poeta. Buongiorno, sono contento, ridico una cosa che ho detto stamattina, sono arrivato ieri sera e a rivedere questi cartelloni, che ci sono questi... mi è venuto in mente una cosa che ha scritto una volta Zavattini in una lettera, che lui ha scritto: io sono un pessimista ma me ne dimentico sempre, che è un po' l'atmosfera che c'è in questi giorni qua a Senegal, a me mi porta da quella parte lì. La cosa che leggo stasera è una specie di monologo teatrale che si chiama La Svizzera, e il personaggio che parla dentro questo monologo è un signore che ha quasi 80 anni, che si chiama Benito, che ha fatto per tutta la vita il meccanico di biciclette e che ha delle mani grosse con delle dita enormi, che sembra che abbiano ancora tutta la loro forza, delle dita che a guardarle viene da pensare che devono aver sofferto molto essere andati in pensione, delle dita che sembrano sporche, di quello sporco che non viene mai via neanche con la pasta che hanno i meccanici per lavare le mani, uno sporco di morchia che si è depositato da anni, ma non è quello che fa impressione, è il dispiacere. Sembra di sentire il dispiacere delle dita per non essere più impegnate tutto il giorno a girare dei cacciavite, delle chiavi a tubo, e dover invece voltare dei fogli di giornale, prendere delle tazzine di caffè o portare delle borse della spesa. Ecco, quindi dovete immaginarvi questo signore, un signore che si veste di un colore che c'era quando ero piccolo, non so se era il colore fumo di Londra. Io avevo una macchina che i miei mi hanno detto che era... E questo si veste sempre con delle camicie color fumo di Londra, è il suo colore preferito. E il pezzo fa così, è un po' lungo, dura un po' più di un'ora, quindi portate pazienza. Non so perché i giapponesi mi odiano, non gli ho fatto niente. Forse gli ricordo qualcuno che, non lo so, gli ha fatto del male, allora, anche senza volerlo, che loro lo sanno che non sono io quello lì che gli ha fatto del male, però poi lì dentro, dove si muove, come si chiama, il sentimento, che anche i giapponesi, anche se non si capisce niente di quello che dicono, c'è il caso che hanno dei sentimenti anche loro, che non devono neanche essere diversi dai nostri, sono diversi dall'altro, è diversa l'educazione, che lì, zio Imberlato, una volta, quando è stato, un mese fa, ho fatto un viaggio in treno, andavo a Piacenza a trovare mio fratello, di solito ci vado in macchina, però ultimamente mi hanno cambiato tutte le cose, i sensi unici, le girotonde, allora ho pensato che questa volta ci andavo in treno, erano degli anni che non andavo in stazione, beh, è sempre uguale. L'ultima volta che c'ero stato deve essere stato 10 anni fa, quando ero andato io con Giannasi a vedere i mondiali di pesca nel laghetto del Parco Ducale di Parma. Era il periodo che era appena morta la mia Germana e Giannasi si era messo a fare così, che mi chiamava ad accompagnarlo in tutti i posti che andava per darti sollievo. Mi era scappato detto una volta, che era anche gentile, però non è che mi portasse nei posti che mi interessavano a me, mi portava nei posti che gli interessavano a lui, dove doveva andare lui, che lì però come fai a dirgli di no? Dopo poi ci restava male. Poi alla fine, quando mi aveva portato a casa, che ci eravamo salutati, lui mi aveva detto: siamo andati un buon tempo. E io anche lì gli avevo detto certo, e l'avevo ringraziato perfino, e intanto dentro di me avevo pensato: te lo sarai dato te un buon tempo, che poi cosa vuol dire darsi un buon tempo, un cattivo tempo? E il tempo non è mica una cosa che uno si dà o non si dà, il tempo si prende magari, e darlo, io non conosco nessuno che sia capace di darlo, un giudice forse, che ti dà 40 anni di galera, ma Giannasio faceva mica il giudice, faceva il barbiere. Un'altra volta con lui, mica troppo tempo dopo, la settimana dopo forse, mi aveva telefonato e mi aveva chiesto: vuoi venire al cinema stasera, che danno un film di un regista che fa dei film uno più bello dell'altro, io
non che volessi andare al cinema, ero già in pigiama. Io se fosse stato per me gli avrei detto di no, ma mi dispiaceva, ci teneva tanto di darmi sollievo. A Giannasi gli piaceva dar via delle cose, il tempo, il sollievo, che anche il sollievo da dare non è mica facile. Lì uno dovrebbe essere, non so, un massaggiatore. Giannasi non era mica un massaggiatore, era un barbiere, comunque c'era andato. Avevamo visto un film, cos'era? Una cosa di vecchi, non sono discorsi per vecchi, non sono cose da vecchi, una cosa così, con delle gran sparatorie dall'inizio alla fine, della gente morta in putrefazione, anche dei cani, della droga, dei soldi, degli inseguimenti, la guerra del Vietnam. Che gli americani, se dentro di un film non ci mettono la guerra del Vietnam, non sono mica contenti, alla fine gli uomini che muoiono tutti, restano solo le donne, no? Sto meglio in pigiama io. E poi oltretutto Giannasi, quando mi era passato a prendere in macchina, che io per un po', dopo che è morta la mia Germana, io non mi attentavo a guidare, è durata degli anni, e lui, mi ricordo, Giannasi, quando mi era venuto a prendere, era tutto pettinato, stirato, con i colletti della camicia che spuntavano fuori di un bianco immacolato, tirati all'insù da galletto, era tutto ringalluzzito, che io ho pensato, guarda questo Giannasi che si è fatto bello per uscire con me, com'è gentile, è un po' pesante, però è proprio gentile. E invece ero io che non ho capito come andavano le cose, che lui, noi, cioè, prima di arrivare al cinema, lui, con la sua macchina, ci eravamo fermati a prendere una signora che poi era la sua signora, i Giannasi, non nel senso che fossero sposati, era la sua galante, la donna che lui ci si accompagnava, una certa signora Luciana, che lui secondo me erano le prime volte che ci accompagnava, che a un certo momento mi ricordo non trovavamo la casa, Giannasi aveva detto mi sono perduto, e aveva telefonato, eravamo vicinissimi, aveva segnato male il numero civico, dopo un minuto neanche era scesa questa signora mora, con una gran scollatura, me la ricordo ancora, una bella signora Luciana, vestita benissimo. Io invece cosa vuoi che avessi addosso? Un paio di braghe, un maglione, un paio di scarponcini di cuoio con la punta rotonda che li avevo comprati una volta in un supermarket, che quelli mi sembra che tenevano l'acqua, infatti era vero, solo che erano d'un duro. Ci avevo messo 6 anni a diventare comodi, ho fatto una fatica a portarli i primi anni, però poi dopo quando erano diventati poi comodi li avevo portati per altri 6 anni che erano d'un comodo prima che si rompessero. Non mi è dispiaciuto, si erano proprio sfondati lì nel calcagno, aperti in due, però la loro campagna l'avevano fatta, mi erano durati 12 anni. Comunque Giannasi, lui poveretto, adesso poi mi dispiace parlarne poi male, è morto che non è molto, gli è dato un infarto, ma non un infarto, colpo mortale lì dentro il cervello, un ircus o come si chiama. Allora non è che uno è morto, non è che mi voglia accanire contro i morti, però quella sera davvero, quando siamo stati davanti alla cassa del cinema, che lui mi ha anche pagato l'ingresso, che io non volevo, ma non è mica quello. Quando ho preso i posti, era un cinema che i posti li davano loro, lui mi ha chiesto, ti piace stare davanti? Io, ma così, per gentilezza, gli ho detto di sì, lui ha detto, benissimo, a noi piace stare dietro, e per me mi ha preso un posto in seconda fila, però alla fine del cinema, e poi quando mi ha allungato il biglietto mi ha strizzato anche l'occhio, che io non lo so cosa voleva poi dire con lo strizzo dell'occhio, che lì io ho pensato, ma come? Mi inviti al cinema che io sono in pigiama e poi mi fai guardare il film da solo in seconda fila, che a me non mi piace neanche stare nelle file davanti, ma non gli avevo detto poi niente, poveretto è anche morto, ma non volevo dire quello. Adesso cosa volevo poi dire? Mi sono perduto, come dice Giannasi, cioè lo diceva che è morto. Cos'è che volevo poi dire? Dei giapponesi che sono della gente, non che siano cattivi, però a me mi odiano, non lo so come mai, che lì sono fatti forse di sensibilità loro di giapponesi, che loro i giapponesi hanno dei modi diversi dai nostri, che non è poi mica una questione di sostanza, è una questione di abitudini, di come si sono sempre abituati nella loro isola, che poi in fondo il Giappone cos'è nella sua sostanza? È un'isola, basta guardare sulla cartina, io ci ho guardato e quello che ho visto è che è un'isola, e allora anche loro ritrovarsi intorno a tutta questa pianura, tutto d'un tratto, sono colpi che zio Imberlato fai fatica a riprenderti, che loro i giapponesi, io guarda non ci pensavo. Ne sono accorto una volta che ero andato a Piacenza a mio fratello col treno, quello è mio fratello, se aspetto che mi viene a trovare lui mi passa la voglia, che lui dice che a lui il posto dove abito io gli mette l'angoscia, che lì adesso uno si potrebbe anche offendere, a parte il fatto che quell'espressione lì mi mette l'angoscia, hai 81 anni, sei un tornitore, parli che sembra una cosa, lì come si dice, una ragazza senza nessuna esperienza, hai avuto 6 mogli. No, adesso 6 no, ne ha avute 2, ma la prima nella Svizzera era d'un peso che voleva per 4 e la seconda non come la prima, ma anche lei è stata una bella cambiale che adesso stai buono, che poverine sono morte. Le ha seppellite tutte e due quel filibustiere mio fratello, che poi non è filibustiere per niente, tutto preciso, uno stoccafisso che io non lo so, sembrava neanche fratelli. Lui per dire gira in vestaglia nella sua casa lì di Piacenza con i soffitti alti, sembra un notaio, tutti quei fazzolettini, tutte quelle cerimonie. No, non dico mica è diventato in un certo senso qualcuno che ha fatto bene, però non so, io me lo ricordo, dai, con le croste sulle ginocchia, che non dico mica che tu non debba cambiare se vuoi cambiare, però dai, un po' di coerenza. Anche Giannasi, c'è stato un periodo che Giannasi mi telefonava praticamente tutte le sere a raccontarmi cosa era successo nella bottega sua di barbiere, che poi barbiere,
quando l'ho conosciuto io era un barbiere, 40 anni fa, dopo un certo momento, sarà stato 20 anni fa o forse adesso dipende, magari anche 30, il negozio di barbieri Giannasi è diventato un negozio di hairstylist, Chioma Hairstylist, si è messo a chiamarsi a un certo momento il negozio, ma io dico si può. Ci sono anche stato una volta, aveva cambiato tutto l'arredamento, anche i phon, aveva messo su dei phon a forma di pesce, c'era una tappezzeria che sembrava di essere dentro un acquario e una musica dei colori che sembrava di essere al cinema. Mi devi scusare, gli avevo detto a Giannasi, ma io con queste cose moderne vado da Pietro, lì sulla via Emilia, che è un po' più lontano, ma io mi trovo meglio, che lui è così bravo, è così discreto. Io speravo di dirgli così che lui si offendesse. Lo sai cosa ha fatto? Mi è venuto vicino, mi ha preso un braccio, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: Benito, fai bene ad andare da Pietro, che non ci va più nessuno. E poi mi ha detto: io in questo modo potrò finalmente smettere di trattarti come un cliente. D'ora in poi ti tratterò come un amico, anzi, come un amico come uno di famiglia. Mi sono dimenticato di dire una cosa fondamentale, che questo signore qua è nella sua cucina e prima di cominciare a parlare, lui parla rivolto a un registratore, cioè lui questa cosa che sta dicendo la dice a un registratore. Scusatemi, ma emozione. No, ma Giannasi era un lavoro che a me adesso un po' mi è dispiaciuto quando ho saputo che era morto, ma mica tanto, mi trattava come un cane, non sono mica un cane, e nei cinema mi piace star dietro come tutti gli altri, di vedere bene, di stare magari vicino, mica a te, alla Luciana, anche se non lo so. Che quello lì era un periodo, a guardarlo adesso, che io un po' avevo perso il controllo, e non solo Giannasi, un po' tutti mi trattavano un po' come un cane, mi facevano fare quel che volevano, mi portavano in giro e per me, guarda quel che ti dico, era un po' anche un sollievo, perché io cosa fare quel periodo lì proprio non lo sapevo. Si sente suonare un telefono, toglie dalla tasca il cellulare, risponde sì, oh, ciao, cosa? Sì, va bene, Sì, va bene, no, sono sveglio, sono dietro a fare dei conti, per quello sembra così. No, stai tranquillo, guarda, sto bene, scusa, no, sono dietro a fare dei conti. No, non me la sono mica presa, no, ma figurati, te lo dicevo, se me la prendevo, no, per così poco. No, non avevo niente, adesso sono a posto, va bene, sì, va bene. No, sono sicuro, va bene, ciao, grazie. Posa sul tavolo il cellulare e intanto dice, ma va a darvi al culo. Poi guarda per aria come se pensasse, cos'è che dicevo? Ah sì, è rivolto al registratore e dice, per esempio la gente che ce l'ha con te anche se non gli hai fatto niente, che ti odiano proprio, come con me i giapponesi, che se gli avessi fatto qualcosa capirei, va bene, ho fatto qualcosa, voi ce l'avete con me, tutto quadra. Se uno ha un motivo per odiarti, dopo può essere anche una cosa spiacevole, ma tu almeno un motivo che ti odiano ce l'hai. Dopo puoi dire che sono matti, che sono invidiosi, che hanno capito male, puoi dire quello che vuoi, oppure li odi anche te. Che allora lì è la situazione ideale, lì non si sbaglia, lì sono tutti contenti, te mi odi, io ti odio, va bene, siamo d'accordo, la pensiamo nello stesso modo, solo che io, con i giapponesi, ma anche con Giannasi, non era mica così, che Giannasi a me non mi odiava, ma io l'ho odiato per un certo periodo, e anche i marziani, che lì stai buono, le cose che ho dovuto patire io dai marziani, parenti della mia germana che stavano a Milano, ci andavano tutti gli anni sotto Natale, io tutte le volte che eravamo vicini a Natale, io tutti gli anni pensavo alle scuse più diverse per stare a casa, non se n'è mai bevuta una la mia germana, neanche la volta che dovevo mettere a posto la bici a taccone per il Giro di Francia. Quando c'è il Giro di Francia? In luglio, andiamo. Che la germana su molte cose lasciava poi perdere, sulla cosa lì della visita a Milano non c'era verso, un colonnello, in 28 anni non c'è stato verso di saltare una visita a Milano, che adesso, quando ci penso, quando è morta, te non ti ricordi. Ho avuto un dispiacere che sono delle cose che non si possono neanche dire. Ma ogni tanto sotto Natale, poco prima di Natale, tipo il 15 o il 17, a me, sono passati 30 anni o anche 40, mi viene un pensiero, come un peso dentro la testa e mi dico, senti che peso, e poi mi chiedo, ma cos'è questo peso? Dopo mi accorgo, è la visita ai parenti della Germania a Milano e mi dico, no, devo andare a Milano, e poi mi rendo conto che niente, non ci devo andare, allora lì è un gran sollievo, ma una gioia, io passo le giornate bellissime dopo che mi accorgo che non devo andare a Milano, e vado in tabaccheria, gli mando un biglietto d'auguri al marziano, gli scrivo tanti auguri, buon Natale e buon anno, che dopo, io non me ne ero accorto, quest'anno gliel'ho mandata ai primi di ottobre, che lui mi ha risposto, mi ha detto un po' in anticipo quest'anno, comunque buon anno anche a lei, ci diamo del lei, sono 50 anni che ci conosciamo, ci diamo ancora del lei con i marziani, che lo sai, no? Tua mamma di cognome faceva Marziani, e loro anche loro, cioè lui, quello che è scampato, Marino, parente superstite, io loro li ho sempre chiamati marziani, lui il marziano e sua moglie la marziana, anzi forse, sai cosa ti dico, io forse sua moglie, tua zia, non ho mai saputo come si chiama, forse Luciana anche lei, ma forse la confondo con la galante di Giannasi, che quella lì sì che mi è rimasta impressa, me la ricordo benissimo, aveva una pelle lì nella scollatura,
tutta abbronzata e morbida, senza quelle grinze che vengono delle volte nel morbido delle pelli delle signore che hanno degli anni di capelli neri, con dei brillantini, un rossetto sul bianco e un profumo, dentro la macchina come di cocco. Era una donna forte, secondo me, la Luciana Giannasi, un po' volgare, forse impegnativa, secondo me, e si accompagnava poi con della gente, ma aveva una cosa di buono, la Luciana Giannasi, che l'ho vista una volta nella mia vita, me la ricordo ancora. Invece la Marziana, che per 30 anni l'ho vista tutti gli anni per Natale, se dovessi dire com'era, adesso poveretta non voglio dire è morta, ma io se dovessi dire com'era la Marziana direi che era Reghine, la borsettine, le roselline, le scarpettine, ma come tutto grigio e tutto rigato, che anche le righe erano Reghine, anche il mangiare che ci davano lì per Natale a Milano, dei brodini, delle insalatine, dei panini piccolini, smorti e pochi, che se poi gli chiedevi dell'altro pane ti guardavano come a chiederti come ti permettevi che lì lui, il marziano, ha dei problemi di salute, che io non dico, insomma, ti invitano a pranzo a Milano, sotto Natale a Milano, città benestante, in casa dei marziani, famiglia benestante, uno si aspetta, non dico dei cotechini, ma non so, un bel fagiano, invece no, perché lì c'era il marziano che lui ha dei problemi medici, che doveva fare una dieta, e allora anche i suoi ospiti devono fare la dieta, che io non lo so, stai mica bene, beh vai in ospedale, no, quello lì, zio imberlato, i marziani facevano le cose al contrario, invitavano la gente sotto Natale, non un giorno normale, sotto Natale, facevano fare la dieta Reghina, anche loro invitati sono dei bei lavori. Dopo uno si chiede, ma come mai non volevi andare a Milano? Guarda, non lo so neanche io, anche se adesso per me è facile parlare dei marziani, però delle volte forse è meglio se mi guardo me, che anch'io adesso la mia germana, quando mi ha messo via, che c'è stato un periodo che lei non mi voleva, secondo me aveva ragione. E dall'inizio, che lei c'è stato un momento che mi diceva non sono mica un cane, io mi chiedevo ma cosa vuole questa qua, che non lo dicevo davvero, era una voce, ma quella lì non era questa qua, era la mia germana. E poi adesso è comodo di dire così, adesso sono libero, posso fare tutto quello che voglio, invece allora un po' mi sentivo legato, obbligato, tenuto di forza dentro una cosa che mi impediva, invece adesso penso che se fossi andato avanti per quella stradina, che era poi piccola, eravamo io e lei, con i nostri vestiti, con i nostri ricordi, con i piaceri, con i dispiaceri che erano i nostri e basta, c'eravamo solo noi. Ecco, adesso mi sembra che non sarebbe stato un impedimento, sarebbe stata una libertà, però adesso è comodo, è troppo comodo. E poi dopo un esempio che non c'entra niente, io dicevo un'altra cosa, cosa dicevo? Aspetta di mio fratello, che l'ho sentito d'un male, poveretto, che brutta Pasqua, ma forse ero io. E quella lì poi alla fine è stata una giornata che io tutto quello che vedevo, non lo so, ero così contento di andare in treno, di rivedere la stazione, mi sembrava di essere tornato alla mia giovinezza quando ero a Maki in Tunisia, ho dentro una cosa, ma fin dal mattino, che sono cose rare, ma ogni tanto succedono, e quando succedono a te ti sembra, non so come dire, che il mondo ne hai preso una piega che ti fa stare bene, staresti lì sempre in quella pieghetta e quello che vedi, ma anche se è brutto, ti mette allegria, o forse non allegria, non lo so, ma ti sembra, non so, come se eri una persona come si deve, come se eri bravo, come se sapevi come si fa a stare al mondo, come se c'era una giustizia in questo mondo, come se dipendeva tutto da te. E dopo è proprio in quei momenti lì che succedono. Si alza, fa un giro intorno al tavolo, è arrivato alla sua sedia, la prende, stando in piedi con lo schienale, poi si siede e ricomincia. Però aspetta un attimo, adesso io non volevo che sembrasse che siamo stati poi male con la Germania, no, c'erano dei momenti che stavano bene. Che c'era anche, a parte Ligo e Marziani, ma c'era davvero tra noi, ci siamo poi sposati, qualcosa vorrà dire, c'era davvero ogni tanto, come si dice, un'intesa che secondo me era poi bella. Che adesso, per dire, io mi ricordo una volta, eravamo su per le scale, era Natale, eravamo stati a Milano, quella volta io devo aver detto qualcosa che lei si era arrabbiata, non mi ricordo cos'era, forse avevo parlato di una malattia o di una medicina, che dai marziani c'era una serie di argomenti, malattie, ospedali e morte, anche dei matti, ecco, non bisognava parlarne, che loro, lei piuttosto, lei la marziana, ha avuto in famiglia una serie di disgrazie da manicomio, e se uno gli scappava di fare un accenno a una malattia da manicomio lo prendeva come un'offesa, che ho fatto una vita anch'io sotto Natale, che se per caso lì dai marziani mi scappava una parola che non andava bene, poi la mia Germania diventava tutta d'un duro, nera, muta, un sasso, e lì non c'era più verso, hai voglia di chiedere cosa aveva? Niente, non aveva niente. Io non lo so come mai, ma i motivi di certi silenzi, di certi nervosi, non me li ha mai voluti dire. Se l'è portata con lei nella tomba, che io non capisco che gusto ci sia a non dire le cose, che io non lo nego, ho avuto delle colpe, sono io il primo a riconoscere, ma zio Imberlato, sono tuo marito, se non parli con me, con chi è che devi parlare? Con quelli Leana che è tanto brava che ti ha insegnato a fumare?
Te lo so che anch'io ho sempre fumato, ma io non ho mai insistito perché cominciassi anche te, che te non fumavi e a me andava benissimo. Io fumo e te non fumi, liberissimo, non vuoi fumare, pazienza, perché io sono un democratico vero, invece lei no, invece lei è Ileana, tua amica Ileana, siccome lei fumava, allora devi fumare anche te, così puoi stare dei pomeriggi in cucina con la tua amica Ileana a fumare e sentire parlare del diavolo, te lo do io il diavolo, lo so io di cosa aveva bisogno la tua amica Ileana, altro che il diavolo, non farmi parlare che è morta, la poveretta, lascia stare l'Ileana. Cos'è che dicevo? Della Germania, cioè, ecco io la Germania non è che non mi volesse bene, ma delle volte mi scaricava addosso tanta di quella brutta roba, dei silenzi che sembravano dei muri e per dei giorni che io non ci trovavo mai il verso, tranne una volta che io, adesso io forse non sono sicuro, ma mi sembra che quella volta lì lui, il marziano, non sono sicuro, ma mi sembra che avesse detto una cosa del tipo, aspetta, cos'era? Una cosa che parlavano di uno psicologo, di un filosofo, non mi ricordo, uno che aveva scritto dei libri sull'anima, che aveva avuto un grande successo, ecco, loro diceva anche lui, cioè lui, il marziano, perché loro, i marziani di solito, quando parlavi con loro, era peggio che parlare con Giannasi, era come se, non so, metti che c'era la crisi economica, e il marziano da niente cominciava un discorso così, incubo recessione in Asia. E la marziana gli andava dietro e diceva precipitano anche le borse europee. Dopo il marziano ti guardava con uno sguardo con gli occhi quasi chiusi come per dire stai bene attento a quel che ti dico, e poi ti diceva avvio in profondo rosso per tutte le piazze d'Europa, e subito la marziana gli andava dietro e diceva piazza affari meno 5%. Cioè loro, quel che facevano, ti ripetevano il telegiornale. A me veniva da dire, ascoltate marziani, ce l'abbiamo anche noi la televisione, sentiamo anche noi il telegiornale, solo che quella volta i marziani, si vede che al telegiornale avevano parlato di quello psicologo, sociologo, filosofo che aveva scritto dei libri sull'anima, e quando il marziano ha cominciato a parlare di questo qui, che in quel periodo era in Italia, ne parlavano tutti, era sempre in televisione, io sarà che mi aspettavo il solito titolo del telegiornale, ma quando il marziano aveva detto ha un marketing dell'anima, io subito, gli occhi nel piatto, avevo detto già, che io lì a Milano la mia conversazione si riduceva a quello, dicevo già, sì, certo, così ero sicuro che non sbagliavo, solo che quella volta lì, tutto d'un tratto, avevo capito quel che aveva detto il marziano, l'avevo guardato in faccia e avevo detto che te un cancer, che significa che ti venga un cancro, e ero scoppiato a ridere, che voleva dire che, non so se si capisce, forse sono io che ho sbagliato, ma io ero contento, sono anche scoppiato a ridere, e dire che te un cancer era la sorpresa, che poi non so come dire, Madonna è una specie di augurio o di benvenuto, anzi io per me più eri contento di vedere uno, più gli pregavi dei cancri, e io quella volta lì al marziano gli avevo pregato un cancro, uno piccolino, che era come per felicitarmi, che finalmente ne aveva detto una buona, invece di dire quelle epitomi, che te lo saprai cosa vuol dire epitome, adesso lo so anch'io, me l'ha detto il marziano. Noi ci vedevamo una volta all'anno, certe cose le capiva anche lui, che poi dovrei dire le capisce perché è ancora vivo, ma io da quando non lo vedo più, non so come dire, è come se fosse morto anche lui, che dai, è brutto da dire, ma dai, quando uno è morto c'è quel sentimento che uno un po' gli diventa simpatico, ma sai perché? Perché non dà più fastidio, uno che è morto non dà più fastidio, e per me, ecco, il marziano, dopo che non devo più andarlo a trovare per Natale, adesso è così, non mi dà più fastidio, è diventato quasi simpatico, insomma, da uno come il marziano, che di solito ripeteva i titoli dei telegiornali, e quando va a raccontare una cosa lunga, che ci sarebbero stati troppo titoli, diceva non la voglio far lunga, le faccio un epitome, e faceva l'epitome. Ecco, da uno così, quella frase lì ha un marketing dell'anima, mi ha fatto un effetto, guarda che erano dei bei tipi i marziani. Ma non era questo che volevo dire che dopo, con la mia Germana, quando tornavo a casa dal negozio, che lei mi chiedeva com'è andata oggi, io cominciavo sempre così, ti faccio un epitome, che era una cosa che però a lei non le piaceva, non voleva che si prendevano in giro i marziani neanche quando non c'erano, infatti dopo un po' aveva anche smesso di chiedermi com'era andata oggi, avevo anche smesso di dirglielo. Guarda che arrabbiarsi con tua mamma non si otteneva niente, te lo dico, aveva un caratterino, la cosa che le veniva meglio era il silenzio, sapeva tacere per dei mesi, e io diventavo matto, mi faceva diventare matto e lo sapeva, e io per non darle soddisfazione facevo finta di niente, sopportavo, solo che certe volte, come quella volta lì, mi mancava il fiato, stavo male, mi sembrava di essere un delinquente, non mi rendevo conto, adesso pensarci lo so che non era niente, avevo solo pregato un cancro, ma così, per gentilezza, per stima. La prima e l'unica volta che ho avuto stima per il marziano, e guarda cosa ci avevo guadagnato, stavo d'un male, allora cosa vuoi fare? Allora, quando siamo arrivati a casa, che eravamo su per le scale, al buio, io ho ceduto, in un certo senso, ho fatto il primo passo a Germana, le ho detto, devo chiederti una cosa. Lei mi ha chiesto cosa? E le ho detto, mi vuoi sposare? E lei mi ha detto, scemo. Che eravamo già sposati, avevo fatto uno scherzo, lei mi aveva detto scemo, ma si capiva come me l'aveva detto che era contenta, eravamo contenti, c'erano degli attimi, non sono stati tanti, non sono stati neanche pochi, ma non sono stati tanti, c'erano degli attimi che eravamo contenti, che le prestavano, non so come dire, attenzione,
che non sono stati tanti, ma non sono stati pochi neanche, che lei era contenta e mi diceva scemo, però durava un po', no? Perché a me, se lo dire delle volte, mi viene da chiedere scusa a tutti. Così adesso vai in Svizzera, beh, fai bene. Non ho mica niente io contro la Svizzera, sono anche stato, mi è anche piaciuto, bel posto, pulito, grande libertà per le mucche, segno di civiltà, gente neutrale che non si fanno incantare, decidono loro. No, a me la Svizzera, guarda, adesso che ci penso, mi piace anche più del Giappone. Ecco, il Giappone, che mi piace, per carità, lo rispetto, però preferisco la Svizzera. Io per la Svizzera, non so, un'attrattiva che è più del rispetto. Io il Giappone se lo incontro lo saluto, sono gentile, mi fa piacere, anche. La Svizzera però l'andrei anche a cercare, magari ti vengo a trovare, che lì c'entra anche un po' l'affetto. Io per esempio ho un caro amico, che prima era cliente e poi è diventato un mio amico, fa il macellaio, vende di quelle svizzere, poi vende, poveretto, vendeva, è morto, ha fatto una morte, è rimasto schiacciato sotto un trattore, anche la testa, è stata una cosa un po' impressionante, come la morte della mia germana, anche se la morte della mia germana, a pensarci e a guardarla così come si è fatta vedere, non è stata mica impressionante, ma niente, è stata una morte naturale, naturalissima. Te ancora non c'eri, cioè c'eri, ma lì te non ti ricordi, eri piccolo, ma lì, cioè ti hanno preso e ti hanno portato via. E anch'io, a dire la verità, non c'ero neanch'io. Cioè prima non c'ero, poi dopo c'ero, che è stato per quello che mi hanno chiamato i carabinieri, dopo 2 giorni. È arrivato a casa un avviso, una lettera verde raccomandata, che io subito ho pensato, guarda che ho preso una multa. Invece erano i carabinieri che mi chiedevano di presentarmi da loro in caserma, io lì ho passato una notte, forse la notte più brutta della mia vita. La fotografia della germana che c'è in camera da letto, mi guardava e scuoteva la testa, che quello è un lavoro, come fa una fotografia, guardati e scuote la testa, non è mica possibile, eppure era così. Dopo poi ho pensato che io andavo là dai carabinieri, con tutto il coraggio che avevo, io gli chiedevo, credete che sono stato io? Allora lì mi ero calmato, mi sembrava una bella idea, credevo che l'avrei trovato il coraggio facilmente, invece poi quando sono stato là è andata tutto in un modo diverso, che dopo ho scoperto che quella era una cosa, come hanno detto, di prammatica, lì parlo in un modo, si fa fatica. Vuol dire una cosa che la fanno sempre, in tutti i casi di morte così, improvvisa, che interrogano i congiunti. Io ero un congiunto, ero suo marito, più congiunto di così. E poi il carabiniere gentile, un signore con i baffi, addosso una camera, proprio come aveva detto lui, di prammatica. Avevamo fatto subito, poi mi aveva offerto anche un caffè, poi eravamo anche andati in un angolino nel loro cortile a fumare una sigaretta. Io ero d'un contento, perché io ero preoccupato per me, non ero preoccupato per te. Ho parlato di te, non ho parlato di te, ho parlato di me. Il fatto che io, te, fino a un certo momento, io non ero tanto contento di te quando eri piccolo, un discorso un po' lungo. Io poi ho pensato che non te lo facevo, sono 30 anni, sai che ci penso. Ho pensato che non ti dicevo niente, solo che poi, sai cos'è che penso io dentro la testa? Che è colpa tua. Che poi non è un fatto di colpa, è che ti chiamo e te hai da fare, babbo mi hai detto da fare, vai a fare un giro e poi ci sentiamo stasera. Io ti ho detto, va bene, figurati, ci sentiamo un'altra volta. Ho messo giù che sembrava che andava bene davvero, a me non andava mica bene, che avevo bisogno, sai, io avevo molto bisogno, ma hai messo addosso un lavoro che te non volevi, non è mica colpa tua, non volevi, però è andata così, te non preoccuparti, io no, non ci pensiamo più, non ce l'ho con te, non è colpa tua, è colpa mia e sono rimasto male per quello, ma lasciamo perdere. È che io non ho più nessuno, da quando non c'è più Giannasi, che Giannasi non c'è più, Giannasi è sparito, Giannasi non esiste, io Giannasi. Non avrei mai pensato, ma in un certo senso mi manca Giannasi. Aveva tutta un'aria, come se le cose che faceva lui erano le cose più importanti del mondo, e anche i marziani, non sono più neanche i marziani, adesso che ci penso, che anche i marziani a pensarci era della gente che non voleva mica me alle loro cene di Natale, neanche alla mia germana, no, loro volevano degli spettatori, però con loro, con Giannasi, uno non si sentiva così come loro, e quello era un sollievo. Venire fuori lì dai marziani, venire via da Giannasi, io ho provato i più grandi sollievi della mia vita, pensare, c'ero d'un contento quasi come coi carabinieri, anzi meglio che coi carabinieri, che con Giannasi e coi marziani non avevo niente che mi dovevo rimproverare, invece coi carabinieri di cosa rimproverarmi ne avevo e basta. Però ci sono 2 o 3 cose che ti voglio poi dire, dopo non ti disturbo, vai pure in Svizzera. Adesso se vuoi il problema, vedrai anche te, è con le donne, che adesso non so poi te come ti regoli, non lo so e non lo voglio sapere, che adesso voi avete tutte delle altre, non so come dire, abitudini, adesso voi avete, ci sono dei cosi lì, dei libri, smettere di fumare è facile se sai come farlo,
Smettere di ingrassare è facile se sai come farlo. C'era della gente lì al bar che dicevano che avevano smesso di fumare con quei libri lì. Erano più giovani però, che Ragni, per dire, conosci Ragni? Te forse non lo conosci mica, sono degli anni, era un bel tipo Ragni, ti sarebbe piaciuto. Beh, lui aveva provato tante di quelle volte, anche coi cerotti, non c'è mai riuscito. Dopo è morto in un'altra cosa, schiacciato sotto un trattore, ma era poi lo stesso. Ormai i medici gli avevano già detto che non c'era niente da fare, non a lui, a sua figlia, la Rita. Che se non fosse che ha 10 anni in più di te, quella lì sarebbe una donna che lasciamo perdere, che io poi di queste cose con te non ne voglio parlare. Fai te, decidi te, chi scegli te per me va bene, vorrei ben vedere. No, quello che volevo dirti, adesso voi avete tutti questi libri, io però secondo me quelle cose lì sono poi sempre uguali. Che lì il problema da dove viene? Il problema secondo me è quello lì. Dopo può darsi che voi abbiate già un libro che si chiama Essere contenti con le donne e farle contenti anche dopo degli anni che ci vivete, è facile se sai come farlo, ma secondo me io se lo leggo quel libro lì, ammesso che c'è, non mi serve a niente. Che lì secondo me è tutta una questione di educazione che io, per esempio, ho la mia fortuna che ho avuto di essere andato in Tunisia, che io in Tunisia, non so come dire, ho imparato a stare al mondo, però le donne sono strane. Cioè lì con le donne poi, cioè quella cosa lì, l'atto lì, come si chiama? L'atto sessuale, quella cosa lì, che non dico che non sia importante, non lo dico mica, non lo penso neanche, è anche importante, poi non c'è neanche bisogno che lo dica io che è importante, lo sanno tutti che è una cosa importante, sono delle volte Zio Imberlato, cioè delle volte, adesso ormai è tutta abitudine, cioè ho un'età ormai che se guardo una donna quanti anni avrò, sono del 31, fai i tuoi conti, sono ancora svelto, solo che non ho più la testa per fare certe cose, cioè più che la testa sono i cosi, come si chiamano, ormoni. Ecco, non ho più gli ormoni, forse ce li ho ancora ma sono usati. Sapere come mai ti metti in moto, quello lì secondo me è un mistero, l'atto sessuale, che poi è una cosa normale, poi la natura, ma noi siamo abituati in un modo che è come se c'era un conflitto, perché lì te? Ci sono dei momenti che hai la tua frenesia che è frenetica, come deve essere, che alle volte ti prendono degli attacchi, io certe volte mi prendevano di quegli attacchi al supermercato, c'erano delle signore che si chinavano sul banco dei surgelati, io mi prendevo una cosa dentro, che se avessi lasciato andare il freno l'avrei coricata lì sul banco dei surgelati del supermercato, non me ne fregava niente se erano d'accordo o non erano d'accordo, glielo chiedevo poi dopo una bestia dentro la pancia, ma mica adesso, allora, quando ero giovane, che avevo sui 45 anni, mi veniva un lavoro, difatti è stata lì la mia rovina, mica al supermercato, in casa nostra, ma non lo so, cioè, poi è una cosa anche normale, però anche, cioè, fatto, poi siamo strani anche noi, come Giannasi. Giannasi era uno proprio stranissimo, cioè secondo te, un uomo che ti dice, mettiamo un profumino, come lo consideri te? Beh, Giannasi, quando andavo a tagliarmi i capelli da lui, prima ancora che mettesse giù le forbici, diceva, mettiamo un profumino. Che a me veniva da dire, Giannasi, sei te che hai bisogno di profumini, che hai sempre a che fare con dei pesci marci lì che ti piacciono tanto, io ho il mio di profumino, io a me gli basta l'acqua, il sapone e il mio profumino naturale di uomo sano che di certe cose lui si vergogna. Ma ero timido, sempre stato timido, allora dicevo, ma no Giannasi, un'altra volta, oggi devo andare da Ragni. Allora lui Giannasi non diceva più niente, che Ragni, gli faceva un po' paura Giannasi. Giannasi lui la mia autorità non la subiva, l'autorità di Ragni la subiva e come che Ragni, non che fosse cattivo, non era cattivo, era uno di quelli che non aveva bisogno di essere cattivo perché era, non so come dire, cioè Ragni, te non l'hai conosciuto, era uno strano, cioè era uno che sentirlo parlava poco, ma quando parlava sembrava un professore, non era mica un professore, era un macellaio, ma aveva delle idee, non so, una volta c'era il barista che era un tipo, noi gli dicevamo per quindi perché diceva sempre per quindi, i ragazzi più giovani gli dicevano spidi perché ci metteva 3/4 d'ora per farti un panino, era un tipo lì per quindi sapeva tutto lui, te parlavi di qualsiasi cosa, lui per quindi ne sapeva più di te parlavi di vino, lui aveva preso il diploma alla Cosoli, quello lì che conoscono il vivo, te parlavi di automobilismo, lui era stato campione europeo di go-kart, te parlavi di scacchi, lui era maestro di scacchi, te parlavi di karate, lui era cintura nera di karate, si vede che era buono di far tutto tranne che il barista, ci metteva 3/4 d'ora a farti un panino. Beh, una volta si stava parlando lì nel bar della strage, lì c'era stata la strage in stazione a Bologna, che ai primi tempi i giornali avevano scritto che forse era scoppiata una caldaia, lui aveva detto che quella caldaia lì lui la conosceva benissimo, perché ce n'aveva una uguale nel posto dove lavorava prima, e per quindi quella lì era una caldaia sicura che non scoppiava neanche buttarci una bomba dentro alla caldaia, e che lui conosceva un carissimo amico che lavorava al ministero, che lui l'aveva appena sentito per un altro affare suo riservato, e gli aveva chiesto anche di questo fatto, e questo suo carissimo amico gli aveva detto che di questo fatto era anche inutile che se ne parlava, perché era una cosa che sopra c'era il segreto di Stato, che adesso per 50 anni non si poteva sapere niente, per quindi, aveva detto per quindi, mettetevi l'anima in pace. E Ragni gli aveva detto per quindi, ma secondo lei è normale che ci sia il segreto di Stato?
Beh, aveva detto per quindi normale o poco normale, io non lo so, però c'è? Sì, però, aveva detto Renzi, pensi un attimo. Cioè, che noi, se siamo in democrazia, aveva detto, come ci hanno insegnato, vuol dire governo del popolo, no? Ecco, se c'è il governo del popolo, vuol dire che il governo, cioè lo Stato, i capi dello Stato, in un certo senso è il popolo, cioè siamo noi, no? Allora, se c'è il segreto di Stato, deve essere un segreto nostro. Allora ce lo dovrebbero dire. Dobbiamo conoscere i segreti nostri. Io i miei segreti, aveva detto Ragni, li so. Qualcuno forse me lo sono dimenticato, però li ho saputi. Allora quelli lì non c'è niente da fare, la logica è logica, ce li devono dire. Noi poi magari ce li dimentichiamo, tanto giuriamo che non li diciamo a nessuno, però intanto ce li devono dire, se no che senso ha? Sono segreti nostri. Io i miei segreti, almeno sapere i miei segreti, non dico si chiede degli altri, i miei non le sembra. Gli aveva chiesto Ragna per quindi. Cioè poi non gli aveva detto proprio così, l'aveva detto meglio. Adesso io non l'ho detta proprio bene come l'aveva detto Ragni. Ad ogni modo per quindi, la prima volta quando io mi ricordo, non aveva saputo cosa rispondere. Che Ragni era al contrario di Giannasi, parlava poco, ma quando parlava significava che aveva qualcosa da dire, che quella cosa lì del segreto di Stato. Per quindi secondo me ha continuato a pensarci per degli anni. Ogni volta che poi vedevo per quindi appoggiato al frigo dei gelati dietro la vetrina che guardava per aria, mi immaginavo che stava pensando al segreto di Stato e Giannasi uguale, cioè uguale. Giannasi una volta, eravamo sempre al bar, aveva detto una di quelle cose, adesso non mi ricordo cos'era, forse che aveva preso dei pesci che erano uno più grosso dell'altro, oppure che aveva fatto dei tagli che erano uno più bello dell'altro, oppure che aveva delle spasimanti che erano una più bella dell'altro. Giannasi era uno tutto così, tutto un vantarsi, tutto una roba più grande dell'altra, mai che ti dicesse una cosa, mai che gli venisse un'idea. Usava sempre quelle tre frasi: mettiamo un profumino, cosa più bella dell'altra, e se avevi voglia quella sera di accompagnarlo da qualche parte. Parlava per parlare, non parlava perché aveva delle cose da dire, parlava così per dar fiato al culo, che io non lo so come abbia fatto, ma lasciamo perdere, questo è un discorso. E io poi non voglio mica parlare mai di Giannai, poveretto, è anche morto. Quello che voglio dire è che in fondo siamo poi tutti così, solo che lui lo sapeva, quello che Ragni pensava di lui, come è anche normale a pensarci. Chi meglio di noi conosce i motivi per disprezzare noi stessi, diceva Ragni, vuol dire che facciamo un po' schifo e lo sappiamo anche noi. Non voglio parlare male degli altri, dico anche di me, però Giannasi, secondo me un po' di più che io. Non voglio dire che fosse proprio una cosa del tipo una merda, no, una merda no, che poi poveretto è poco che è mancato. Però Giannasi, adesso che ci penso, veramente aveva dentro di sé qualcosa che un po' ti veniva al vomito a pensarci. Questa cosa, a contatto con Ragni, saltava fuori in un modo che, non so come dire, a me mi sembrava che se ne dovevano accorgere tutti. Che una volta Giannasi è arrivato al bar, aveva attaccato la macchinetta che lui adesso non mi ricordo preciso, non ascoltavo, ha detto qualcosa del tipo che lui aveva preso 3 pesci, uno più grosso dell'altro, beh, non aveva finito di dire questa cosa che si era sentito come un tuono, ma calmo. La voce di Ragni dentro il bar che diceva: che espressione insensata. Che lì Giannasi si era girato verso Ragni e gli aveva detto: perché? Anche con una certa durezza, come per dire: che cazzo vuole adesso questo rompicoglioni? Perché? Gli aveva detto: se 3 cose sono una più grande dell'altra, aveva detto Ragni, sono anche necessariamente una più piccola dell'altra. Quindi lei avrebbe potuto anche dire che aveva preso 3 pesci, uno più piccolo dell'altro, e avrebbe detto la stessa cosa. Quindi una cosa che equivale alla cosa contraria è una cosa insensata, quindi la sua espressione è insensata. Giannasi, lui, non aveva saputo più cosa dire. Lui di solito diceva 3 cose: o diceva mettiamo un profumino, o diceva vuoi venire al cinema stasera, o raccontava che aveva fatto 3 cose una più grossa dell'altra, solo che in quel momento lì non andava bene niente, non è che poteva rispondere mettiamo un profumino, e non poteva neanche invitarlo al cinema a vedere il film di un regista che fa un film uno più bello dell'altro. Allora aveva detto: beh, si fa per dire. Aveva detto Ragni: allora se lei parla per dire. Un'altra volta, ma subito dopo, cioè dopo 2 o 3 giorni, Giannasi lì al bar si era messo a parlare. Adesso io non lo so cosa gli era saltato in mente, si era messo a parlare della fuga dei cervelli, che adesso fuggivano tutti i cervelli, che in Italia non era rimasto neanche un cervello. Era lì in mezzo al bar che sembrava che teneva una lezione sulla fuga dei cervelli e ha sentito una voce da dietro le spalle che gli chiedeva: ma lei all'estero non c'è mai stato? E lui ha risposto: no, devo andare una volta in Svizzera ma non ci sono poi andato. E intanto che diceva così ho visto Ragni che era lì che scuoteva la testa e diceva: infatti me lo immaginavo. Ragni era fatto così, la gente che non lo conosceva faceva così, la teneva a distanza, che adesso può sembrare uno presuntuoso, non era presuntuoso, era uno che con certa gente era buono come il pane, con dell'altra gente aveva un atteggiamento che c'era in mezzo un po' di disprezzo. Giannasi da quel giorno lì, lui lo sapeva che Ragni lo disprezzava e dentro di sé lui Giannasi questo disprezzo, adesso mi sbaglierò, ma secondo me lui Giannasi gli dava ragione, perché lui Giannasi si disprezza anche lui. Come fai a non disprezzarti se sei come Giannasi? Ma cosa sto a parlare di Giannasi? Cosa me ne frega a me di Giannasi? Io perdo il tempo a parlare di Giannasi, non devo mica parlare di Giannasi, io devo parlare della Germana, solo che la Germana
è vero che è la mia Germana, però è anche vero che è la tua mamma, non avertene male. Io ne devo parlare, che poi non c'è niente di male, capisci anche te certe cose. Cioè io la mia Germana, quando l'ho conosciuta, è stato un lavoro. Io mi ricordo c'erano delle volte, i primi tempi, che l'andavo a prendere, che lei entrava, si sedeva di fianco, aveva una Fiat 1100, che erano delle macchine larghe, non come quelle di adesso. E lei era così piccolina, non so come dire, lei così piccolina, mi riempiva la macchina e io non riuscivo a guardarla. Non mi sembrava vero che avevo la macchina piena di germane, non parliamo del dopo, che dopo... Cioè io c'è stato all'inizio, piccolina era piccolina, ma mi sembrava che aveva tanta di quella pelle. Insomma dopo, siamo stati sposati 28 anni e dopo un po', dopo quanto? Quanti anni avrò avuto? 35, 38, mi sono sposato che ne avevo 22, dopo 15, 16 anni, io a un certo momento, dopo che facevamo lo facevamo anche abbastanza spesso, che lei è la mia germana, adesso forse sembra brutto ma non è mica brutto, lo sai anche te certe cose, lei la mia germana, se non faceva anche quella cosa lì, non dico tutti i giorni ma quasi, lei la mia germana mi prendeva di quei malumori che veniva su un'aria in casa, che io delle volte, quando c'era quell'aria lì, quando tornavo di sera, prima di entrare in casa, c'avevo 3 giri intorno al palazzo prima di convincermi di entrare a casa. Che era un colonnello la mia germana, sembrava così piccolina, altro che piccolina, un colonnello svizzero, perché la mia germana e anche i suoi parenti di Milano, i marziani di origine loro come famiglia, sono svizzeri. E io dal cantone svizzero che parlano italiano, che io da piccolo non so perché, avevo capito che si chiamava canton vicino, perché era vicino, quindi te, in un certo senso, andare in Svizzera fai anche bene, ti avvicini alle tue origini forse, ma non volevo dire quello, cosa volevo dire? Io se fai bene o fai male non lo so, ma cosa volevo dire? Ah no, volevo dire che insomma, c'è stato un periodo dopo, ma lungo, è durato degli anni, fare quella cosa lì con la Germania non è che io mi facesse, cioè non è che non mi piaceva, però era un po', cioè un tran tran, non so se capisci, che io delle volte, ma tante, io nella mia testa pensavo, quando avevamo finito, il primo pensiero che mi veniva era, che ora abbiamo fatto? Che è una cosa da niente, un pensiero come un altro, solo che tutte le volte che lo pensavo avevo una specie di, non so neanche dire, ma è normale, mi sentivo in colpa, mi dispiaceva, però io poi da un lato me ne fregavo, anche se dall'altro lato era un pensiero che mi faceva paura, che se per caso mi scappava dentro una cosa del genere con la Germania, mi veniva proprio da dirlo, che ora abbiamo fatto? Meno male che non l'ho mai detto, che lì poi a guardarci non c'era niente di male, era una frase normale, una preoccupazione normale, che ora abbiamo fatto, solo che io, non lo so come mai, ma io delle volte con la Germania mi sentivo un delinquente, come se avevo fatto chissà che cosa, invece non avevo fatto niente, non era mica colpa mia, che lì noi, non so poi per gli altri come vanno certe cose, ma da un certo momento tra noi non c'era più, non so come dire, puoi chiamare come vuoi, chiamalo come vuoi, non c'era più pelle, che era durato degli anni, però poi si era spenta. Io, gli ultimi 12 anni, sono stati di buio, che all'inizio invece, ma pertanto, era tutta un'altra cosa. Era una cosa che guarda, quella lì sì, non riesco, è una cosa, non so come dire, io mi bastava guardarla, come si muoveva al mattino, nella luce della cucina, e quando ci svegliavamo c'era già la luce che veniva dal deposito, l'odore del caffè, e lei sulle braccia le si vedeva la peluria bionda che aveva, ma dei peli piccolissimi, che si vedevano solo contro luce, il movimento che faceva quando beveva il caffè, la testa che andava su, gli occhi che andavano giù, e io non ero più niente, mi sembrava di morire. Io in quei momenti mi veniva un colpo, sarei stato contento, quei primi anni lì, poi i primi, erano 15, e quando andavo a letto io non vedevo l'ora di svegliarmi, non so se mi capisci, dopo, chissà, dopo c'è stata, non so come dire, una trasformazione, io dopo un po', anche al mattino e anche alla sera, quando arrivavo a casa, mia Germana non era mica più la mia Germana, era un saluto e gli occhi nel piatto, un'abitudine. La sera tornavo, un saluto e gli occhi nel piatto e poi basta. Non ci parlavamo neanche più, non ci guardavamo neanche più, era finito tutto, anche le lamentele. Che lei non è mica stata mai una che diceva niente di lamentele. Lei, la sua lamentela era il silenzio, che era terribile. A parte una cosa, che lei all'inizio aveva molto un bambino, andava avanti, ma un'insistenza che io cosa posso fare più di quello che faccio? Che loro non c'erano mica tutte quelle cose, i dottori, noi provavamo, abbiamo provato 17 anni quasi tutti i giorni, non ci abbiamo cavato fuori niente, dopo alla fine sembrava che ci aveva andato su, e la Germana con me è diventata, non so come dire, indifferente. Che quello, io quando lei insiste anche con i marziani, anche con me, con la gelosia che va con me, non solo con le donne, anche con gli uomini, con il fatto mio di avere degli amici, che io per esempio lei Ragni non lo poteva sopportare, ecco questa cosa un po' mi dava fastidio, le sue amiche io non le trattavo mica così, con Liliani sono sempre stato gentile, anche troppo,
che te Liliana non la conosci, adesso poi ti spiego anche Liliana, una cosa alla volta, adesso ti spiego poi tutto. No, Ragni, capisco, era uno fatto un po' a modo suo, era uno che quando parlava erano delle sentenze. La mia Germana diceva che lui quando parlava voleva passare alla storia, che era un po' esagerata, però un po' forse era vero, solo che io, non lo so, lui a me, dentro, non so, lui mi sembrava che aveva qualcosa di buono. Io con lui, secondo me, lui, se te avevi la pazienza di ascoltare, lui ti spiegava. Prima c'era la sentenza, ma poi c'era la spiegazione. Erano tutte spiegazioni che avevano il loro perché. Dopo uno poteva anche non essere d'accordo, ma i ragionamenti di Ragni erano dei ragionamenti sensati che ti facevano pensare anche te. Ecco, Ragni era uno che ragionava, che non aveva dei partiti presi, che lui per esempio era uno che aveva dei problemi con la polizia, nel senso che non gli piaceva, lui era contro l'autorità, lui all'autorità gli augurava tutto il male possibile, non che avrebbe messo delle bombe, no, lui era contro la violenza, ma era contro tutte le violenze. Lui diceva che la più grande violenza era la violenza di quelli lì, dell'autorità. Lui ai poliziotti gli avrebbe dato fuoco, cioè non gli avrebbe dato fuoco, era contro la violenza, ma lui i poliziotti, ecco cosa faceva, lui sputava per terra quando vedeva un poliziotto, solo che venivano due poliziotti al bar, come clienti, non per fare delle indagini. Uno era della Basilicata, l'altro era veneto, che loro la polizia hanno questa cosa qua che dislocano. Uno di Bologna per esempio mandano a fare poliziotto a Ravenna, uno di Cesena lo mandano a Feltre, uno di Piacenza lo mandano a Macomer come militari, che in fondo loro cosa sono i poliziotti? Dei militari. Beh, quei due lì, soprattutto quello della Basilicata, era della gente ma normale, piaceva bere, giocavano a carte, bestemmiavano ogni tanto. Quello della Basilicata si chiamava Tramutti. Ecco, Tramutti non faceva altro, povera Italia, venivano giù tante di quelle madonne, c'era Tramutti nel bar, poi aveva bevuto, erano più le madonne le parole, che questa era una cosa che secondo me a Ragni gli piaceva. Difatti Ragni lui non gli ha mai dato tanta confidenza, secondo me non gli ha mai parlava poco Ragni, non con tutti, però era curioso, e anche di Tramutti, anche se era un poliziotto, lo guardava, lo studiava, e una volta mi aveva detto a me, come ci parlava, io ero uno che lui, non so come dire, si vede che mi stimava, si confidava con me, a me mi diceva delle cose che gli altri non gliele diceva. Io mi ricordo una volta mi aveva detto, parlando di Tramutti, che quello lì, secondo lui, era un giapponese, che io in giapponese ho pensato Tramutti veniva dalla Basilicata, non capivo, non avevo chiesto niente, che Ragni le domande non gli piacevano. Con Ragni la cosa da fare era aspettare che lui poi si spiegava da solo, e anche quella volta lì difatti era andata così. Lui mi aveva detto che i giapponesi, quella cosa là dei giapponesi, che lo sapevo, che lo sapevano poi tutti, che stavano nell'isola sperduta, che erano convinti che la guerra non era finita, invece era finita, che combattevano ancora anche dopo che la guerra era finita, ma da degli anni. Ecco, secondo lui i poliziotti, quelli che ci credevano, come Tramutti, ecco, secondo lui era della gente che combatteva una guerra che era finita, ma da degli anni. Non so come mai pensava che Tramutti ci credeva, non ci ha mai parlato, forse le bestemmie, non so. Fatto sta che questa cosa dei poliziotti, quelli che ci credevano, che sono come dei giapponesi, a me mi è venuto in mente quando ho incontrato poi il mio di poliziotto, ma dopo degli anni, che poi era un carabiniere, perché con Ragni succedeva così, che lui ti raccontava una cosa che magari a te ti sembrava una sempionata, quella cosa dei giapponesi, dei poliziotti, subito a me era sembrata una sempionata, una cosa non all'altezza di Ragni. Sarà che Ragni lui di solito era più per parlare male che per parlare bene. Quella volta lì dei poliziotti che era saltato fuori che a lui gli piaceva Tramutti perché era come un giapponese, io subito non mi era sembrato una cosa da ricordarsene. Invece poi dopo degli anni, mi sono trovato a pensare che aveva ragione Ragni. Sì, io Ragni è stata una persona che sono stato contento di averlo conosciuto, solo che la Germana, non lo so come mai, lei Ragni non lo poteva vedere. Io, guarda te come siamo fatti, io ho solo il fatto di vedermi con Ragni, ma mica di portarlo in casa, proprio di vederlo. Era una cosa che gliela nascondevo la Germana. Invece poi la cosa lì che ho fatto poi dopo, non so come mai non gliel'ho mica nascosta. E pensarci adesso era meglio il contrario. Che però uno dice, se io non facevo quella cosa lì, non finiva. Invece era già finita, secondo me. Anche se è difficile dirlo. Che lei da capire era una donna un po' chiusa, quando parlava in dei modi evidenti, per esempio tacere, se taceva per delle giornate vuol dire che aveva qualcosa da dire, che c'era qualcosa che non le andava, ma di grosso, che lei perlomeno sembrava grosso. Invece quel periodo lì era sparito un po' tutto, anche il silenzio, parlava, ma senza dire niente, non c'era più luce. La mia Germana, intendo, tra di noi era così, perché fuori, non dico che fosse curata, quello lì non c'era da sorprendersi, lei ha sempre avuto un aspetto che si guardava volentieri, sempre a posto, sempre elegante, sempre pulita, e se veniva a trovarla la cosa, la sua amica Liliana, che succedeva anche quello, anche troppo. Ecco, lei diventava subito gentile, vivace, e io, quel periodo che la Germana per me era tutto un buio, un parlare che era peggio che non parlare, che era un disastro, quando tornavo a casa prima di entrare facevo il giro intorno al palazzo non 3 volte, come quando era arrabbiata, 6 volte. Delle volte mi fermavo al bar fino alle 8 e poi quando erano le 8 telefonavi e dicevo sto finendo una partita, sì diceva lei,
io intanto mangio, poi vado a letto, ti lascio la cena in forno, che poi non lo faceva mica, però lo diceva. E a me mi venivano i sensi di colpa, alle 8:15 ero già a casa, e lei non aveva neanche mangiato, non hai mangiato? Lo chiedevo, lei mi diceva non avevo fame, e intanto metteva in tavola e si metteva a mangiare, io speravo che finalmente mi dicesse qualcosa e lei non mi diceva niente. E dopo c'è stato un fatto, che è successo che la Germana un fine settimana era andata a Milano su dai Marziani, che il Marziano diceva che non stava bene, come se di solito stava bene, stava sempre male. Io però devo dire, ero contento che non mi aveva chiesto di andare anche a me, c'erano anche dei vantaggi a non andare d'accordo. Allora io il sabato, appena dopo pranzo, ero lì in casa che stavo mettendo a posto il bidone del Rusco, che era uno di quei bidoni lì col pedale, che te schiacciavi il pedale, si alzava il coperchio che si era rotto. Stavo aggiustando, non sono andato alla porta, ero andato, avevo aperto l'Ileana. Lei dice buongiorno, io dico la Germana non c'è, aspetto che lei dica qualcosa, invece non dice niente. Io dico le posso offrire qualcosa? Lei dice sì grazie, un bicchiere d'acqua lo prendo volentieri. Lo faccio entrare, intanto dico aspetti un attimo che mi lavo le mani, stavo aggiustando il bidone del Rusco che non viene più sul pedale, mi scusi se parlo di queste cose. Lei dice ma no, si figuri, non so bene che lei ha delle mani d'orme, lo dice sempre anche la Germana. Io penso ma guarda, intanto mi lavo le mani, poi torno di là, lei si è seduta, ha una gonna turchese, mi sorride, io dico mi sono scordato l'acqua, lei ride, io torno di là, prendo sull'acqua, torno ancora di là, poso l'acqua sul tavolino, poi dico mi sono scordato il bicchiere, lei ride ancora, io torno di là, porto il bicchiere, verso l'acqua, lei beve, c'è una luce bellissima, avevamo una luce, la sala di Via della Speranza, avevamo anche un bel balcone che dava sul deposito del Corriere, beh te non ci crederai, quel deposito delle Corriere lì, il rosso degli autobus, il blu del Corriere col grigio del cemento, il nero del catrame dei tetti, il verde dell'erba che veniva su tra le crepe e la gettata di cemento, era un lavoro, un'idea d'abbandono ma colorato, che visto dall'alto era uno spettacolo, anche se non piaceva a tutti. A mio fratello non piaceva, ma a me sembrava che il nostro salotto, con quella porta finestra lì, con quella vista lì, era come se aveva una cosa che era un posto dove succedevano le cose. Quella volta lì Liliana mi guarda, quella luce lì, posa il bicchiere, allunga un braccio e mi dice mi faccia vedere un po' queste mani, e mi prende una mano e comincia a guardarla e poi a accarezzarla e mi tira verso di lei e si alza in piedi e dopo sai anche te queste cose lì in piedi contro il muro che io non ci ho pensato, eravamo al terzo piano, ci poteva vedere della gente, non ci ha visto nessuno. Ci ha visto nessuno, se ci hanno visto non hanno detto niente a nessuno. Lei, sono cose strane che rimangono impresse, si rimette a posto poi dice non preoccuparti e non c'è già più, sparita. Non mi ricordo neanche di aver sentito il rumore della porta che si chiudeva e non mi ricordo neanche come era poi stato, che lì non era questione di pelle, lì era una questione animale, lì è stato come eruttare, te li ricordi i tuoi erutti? Non te li ricordo? Beh, neanch'io. Lì è stato come un rutto, uno si trattiene e poi rutta, uguale. Che erano dei mesi che non... Io quel che mi ricordo è che ho pensato, guarda a te le cose che succedono, perché io ci ho mai neanche lontanamente pensato. Cioè io una cosa del genere, neanche nei momenti di frenesia più frenetici, non ci avevo mai pensato, perché Liliana era una cosa, era come un pezzo della mia Germania, un pezzo che non mi piaceva, che non voglio mica dire che era brutta Liliana, no, non era brutta, però... era proprio fastidioso, tutto quel fumare, tutto quel chiacchierare, e poi era la Germana, cioè se non c'era la Germana io Liliana, non sapevo neanche dove stava di casa, io non ne volevo sapere niente di Liliana, pensavo, e invece guarda a te cosa va a capitare, insomma è successo così, ma la cosa che a me proprio mi ha fatto andare fuori dai coppi è stato quello che è successo dopo, o per meglio dire quello che non è successo, facevamo le stesse cose. Tutto come prima, buongiorno, cosa danno stasera in televisione? Sono cresciuti di prezzo i carciofi, domani vado al dentista, quando torni non so se sono già a casa, non smette mica di piovere, dovresti deciderti a vuotare il garage, sabato esci con Liliana, no, vien qui lei. E difatti era venuta il sabato dopo, io ero in sala, l'avevo sentita all'ingresso, poi si era messa come sempre in cucina a fumare, a fare delle chiacchiere. Io avevo addosso un'agitazione, ero stato lì in sala 5 minuti, andare avanti e indietro, dopo ero entrato in cucina, ho fatto come se non sapevo che lei era in casa. Ah, buongiorno, avevo detto, buongiorno, mi ha detto lei, prendo un bicchiere d'acqua, avevo detto io. Avevo preso un bicchiere d'acqua e ero tornato in sala. L'agitazione però non mi era mica passata, tutto come prima, ma com'è possibile? Ero tornato di là, scusate, avevo detto, mi faccio un caffè. La Germana mi ha guardato come se le sembrava un po' strano. Liliana mi aveva detto, ma prego, non devi mica chiedere scusa, a casa sua. Ho messo su un caffè.
loro avevano smesso di chiacchierare, stavano lì che fumavano, che mi riempivano la cucina di fumo senza dire niente. Io fumavo anche io, ma cosa vuol dire? Una persona che fuma in casa e 2 persone che fumano in casa c'è una bella differenza, ma lasciamo stare. Avevo messo sul caffè e aspettare che venisse su, in questo silenzio fumoso, era stato un po' imbarazzante. Mi ero messo a fischiettare, dovevo essere un po' fastidioso per loro, pensarci adesso, ma sai cosa fischiettavo? Fischiettavo piove, piove sul nostro amore, quella canzone là, ciao ciao bambine, io vado via, non so se la conosco. Beh, io quella cosa lì, io che fischietto ciao ciao bambine, guardo la caffettiere, loro che tacciono e fumano, è tutto uguale a prima, io me la ricordo finché scampo. Dopo era venuto sul caffè, mi ero versato il caffè e ero andato, e dentro io avevo un lavoro che stavo di un male che te non hai idea. Ma com'è possibile? Tutto come prima? Ma allora non vale niente quello che ho fatto? E poi io, questo buio, va bene il buio, ma il falso, il buio e il falso insieme io non lo so. Io essere falso, se c'è un po' di luce, non mi dava fastidio. Che non era mica la prima volta, che io, mica con Liliana, lasciamo perdere, che io all'epoca facevo bella figura, le sai anche te queste cose. Ma era una cosa vecchia, di tanti anni prima, che io non ho avuto nessun problema dopo, perché allora c'era la luce in casa nostra, e il falso con la luce è un'altra cosa. Io non sono mai stato male, invece lì altro che star male, che la germana, vabbè, lei non sapeva niente, ma quella lì, Liliana, ma come si fa? Come fai a far finta di niente? Stai tranquillo, ma stai tranquillo cosa? Le mani, mi faccia vedere un po' queste mani e poi niente, ma stiamo scherzando, guarda, io per me è durato una settimana. Io per me quella lì, adesso pensate, è stata forse la settimana più brutta della mia vita. Che lì, quella settimana lì, io quando tornavo a casa a lavorare non vedevo l'ora di arrivare a casa, facevo le scale di corsa, aprivo la porta, che mi aspettavo qualcosa, non so se capisci, io mi aspettavo una scena, io avevo bisogno di una scena, di una tragedia, io avevo bisogno di un colpo, volevo che qualcuno mi dava del delinquente, che io ero un delinquente, ma come si fa? Contro il muro della mia sala, con la migliore amica di mia moglie che non mi piaceva neanche. Invece aprivo la porta, tutto come prima, era una cosa che io una cosa del genere non l'auguro a nessuno, che sono delle sofferenze insopportabili, infatti poi non l'ho sopportato. Che il venerdì sera, pensare che il giorno dopo veniva ancora la cosa, lì mi faccia vedere un po' queste mani, io non ce l'ho fatta. Eravamo lì, in via della Speranza, stavamo cenando, e gliel'ho chiesto alla germana se il giorno dopo veniva quel bagaglio, lì mi faccia vedere un po' queste mani, e lei mi ha detto di sì, che veniva, e io gli ho detto che era meglio se stava a casa. E lei mi ha guardato con una durezza, sei irrigidita, ha capito che c'era qualcosa. Allora gliel'ho detto, devo spiegare, bisogna parlare tra coniugi. Allora gliel'ho spiegato, vedi quel muro lì? Ecco, quando te sei andata via dai marziani 2 sabati fa, io non so se te gliel'hai detto alla tua amica che te andavi via, gliel'hai detto sì. E allora si vede che non ha capito perché lei è venuta lo stesso. Io cosa vuoi fare? La mando via? Le ho offerto un caffè? Solo che lei ha preso un caffè e poi non andava via. Lo vedi quel muro lì? Ecco, ha preso un caffè e poi mi ha cominciato a dire delle cose. Queste mani, mi faccio vedere queste mani, ecco. Lo vedi quel muro lì? Oh, queste mani, che mani, me le ha accarezzato. Lo vedi quel muro lì? Ecco, lì contro. E poi niente. Grazie, mi ha detto. Non preoccuparti. È andata via. So come mai gliel'ho detto. Adesso pensarci, forse era meglio se non glielo dicevo. Che lei poi cosa poteva fare? Cioè, in un certo senso, lei ha fatto bene. Non ha mica detto niente, si è alzata, è andata di là. Io ero lì seduto, non mi sono mica alzato io. Sono stato lì 20 minuti a guardarmi nel piatto. C'erano i maccheroni coi funghi. Se fossi andato di là, chissà, anche se oramai. Lei poi era già andato giù per un'altra strada, non è che mi lamento, non è che ne penso male. Era fatta così, era così. Te non l'hai conosciuto, meglio l'hai conosciuto tua mamma. Ma non te la ricordi? Te ricordi Bonelli, te le ricordi Bonelli? Quelli erano delle brave persone, poi sono, quelli ci hanno fatto del bene, anche se sono cattolici, un po' troppo cattolici per conto mio. Difatti è per quello che te all'inizio hai avuto una specie di andiamo cattolico che io non te l'ho mai detto, ma ai primi tempi che sei stato qui con me io te l'ho mai detto, per te era un tormento, che educazione, per me era un tormento, che educazione gli ho dato, mi dicevo, dopo poi hai smesso da solo, te di bello hai che fai così, fai le cose da solo e fai bene, anche questa cosa non te l'ho mai detta, ma io adesso guardarti con i tuoi amici, raramente, ma quando mi capita io mi dico, quello è mio figlio, e mi viene su un lavoro, lasciamo perdere, guarda che stupido che sono, mai è possibile, lasciamo perdere. Allora, cos'è che dicevo? Aspetta, mi fermo, aspetta un attimo. Allora, dopo abbiamo continuato a vivere così, senza luce, senza parole, cioè parlavamo, dicevamo delle cose che non diceva niente. Io mi ero messo a dormire sul divano, è stata una cosa normale. Lei la sera mi aveva preparato il letto sul divano, io ho dormito sul divano, ero d'accordo, tutto a posto, normale. L'unica cosa che dentro io avevo un lavoro che mi facevo schifo.
Germano non lo so come stava, io mi facevo vomitare, per quello io delle volte credo di capirlo Giannasi, siamo poi tutti così, lo diceva anche Rani, chi meglio di noi conosce i motivi per disprezzare noi stessi, diceva, aveva ragione, lo sappiamo anche noi che facciamo schifo, che siamo disprezzabili, io come gli altri, non voglio parlare degli altri, che Giannasi poi poveretto cosa faceva? Non faceva poi niente, faceva quello che mi poteva insegnare a stare al mondo, invece non sapeva niente, ma lui lo faceva per essere gentile, solo che non ci riusciva a essere gentile, non era capace di essere gentile, lui Giannasi era fatto in un modo che più che gentile, lui era fastidioso, una piaga, una disgrazia, tutte le volte che suonava il telefono, che prendevo su che era Giannasi, no, vacca miseria, l'Aida è impestata, mi veniva da pensare. Invece dicevo, oh Giannasi, come va? E lui cominciava a raccontarmi tutte le novità della sua bottega, che io non ho mai capito cosa poteva pensare che me ne fregasse a me della bottega di un barbiere. Io sono un meccanico, Giannasi, parlami per di biciclette, di motorini, se vuoi, avrei dovuto dire. E invece dicevo, ma dai, ma davvero, ma è una cosa incredibile, ma chi l'avrebbe mai detto? Povero Giannasi, adesso io mi dispiace di dirne male. Poi io alla fine non ho mica niente contro Giannasi, cioè per meglio dire, non avevo niente fino a... perché... Adesso qui bisogna che ti spiego, questa è una cosa, io non so i Bonelli se te l'hanno detto, io non te l'ho mai detto, non abbiamo mai parlato, ma te, forse questo lo sai, sei nato di 7 mesi, sei venuto fuori prima, che si vede che avevi fretta, infatti un po' ti è rimasta questa cosa lì, di voler fare tutte le cose un po' in fagottone, che hai 29 anni, sei già sposato, divorziato, rifidanzato, secondo me adesso nel giro di un paio d'anni ti risposi ancora per poi ridivorziare magari ancora tra 3 anni, che si vede che lì dentro ti eri deciso che dovevi venire fuori, hai cominciato a dare delle testate, sei venuto fuori 2 mesi prima e questo lo sai già probabilmente, comunque se non lo sapevi adesso lo sai. La cosa che non sai, che non lo sa nessuno, se avevamo solo io e la mia germana, è che te sei nato 6 mesi dopo quella cosa lì contro il muro con Liliana, 6 mesi dopo. Quindi te sei di 7 mesi, te praticamente il momento che c'è stato l'atto lì, l'atto sessuale che poi ti hanno fatto, è stato un mese prima di quel momento lì contro il muro con Liliana. Ecco, stai attento. Quel momento lì contro il muro di Liliana, io e tua mamma allora, era quasi un anno che non facevamo più cose, capito? Allora adesso figurati come sono rimasto io quando la Germana mi ha detto che era incinta, che me l'ha detto così a cena, avevamo finito di mangiare, io ho bevuto il caffè, lei non lo beveva che poi non dormiva, io stavo fumando, lei dopo che non vedeva più Liliana non fumava più, io stavo fumando, guardavo il deposito degli autobus, era estate, c'era una luce bellissima, lei raccoglieva i piatti che sparecchiava, un bel momento mi guarda, io sento che mi guarda, mi volto a guardarla anche lei ha una pila di piatti in mano e mi dice sono incinta. Allora, gli suona il telefono, lo toglie dalla tasca il giubbotto, lo guarda, rifiuta la chiamata, mette il telefono sul tavolo. Ecco lì io cosa dovevo fare? Cosa dovevo dire? Cioè cosa dovevo essere? Dovevo essere contento? Cioè io lo sapevo che quello lì era il suo desiderio, che lei desiderava di più, doveva essere un momento bellissimo in teoria, che oltretutto aveva già più di 40 anni, doveva essere una fortuna, doveva essere una benedizione in teoria, solo che in pratica c'era un particolare, che noi era un anno che non facevamo più cosa. E allora chi è stato? Non mi viene da chiedere, lo Spirito Santo? Suona il telefono, lo prende, lo guarda, risponde. Giannasi, mi senti? Ecco, bravo, hai fatto bene a chiamare. Devo dirti una cosa, ma hai rotto i coglioni. Vedi di chiamare qualcun altro, che a me mi hai rotto i coglioni, che a me della pesca e del tuo negozio di hairstylist non me ne frega un cazzo, e sono degli anni. Fatto bene a chiamare, erano degli anni che te lo volevo dire, adesso te l'ho detto, eh? No, non sono mica arrabbiato, sembro arrabbiato. Voglio solo dire che smetti di chiamarmi, che mi hai rotto i coglioni, hai capito? Bravo, spegne il telefono e lo mette sul tavolo. Avrei potuto chiederle anche così, solo che io, c'era quella cosa lì dell'Ileana, cosa potevo chiederle? Con che faccia io le chiedevo come mai, chi era stato? Allora io, adesso non mi ricordo quello che ho detto, mi ricordo ho abbassato gli occhi, ho guardato la tovaglia, era una tovaglia di cotone a quadretti con dei cuoricini. Mi ricordo ho pensato, guarda te i cuoricini, non mi ero mai accorto che avevo i cuoricini in questa tovaglia. E le devo aver detto, ma dai, o qualcosa del genere. Magari le ho detto che ero contento, sono capace di averle anche detto una cosa del genere. Suona il telefono, lo prende dal tavolo, lo sbatte contro il muro alla sua sinistra. Il telefono smette di suonare. Quando sei nato, io un po', non lo so, tutti mi facevano le congratulazioni, io dicevo grazie, la Germania era contentissima, Marziani era contentissimo, mio fratello che ci viene a trovare, lui è la Svizzera, io sono contentissimo, io penso, ma cosa siete contenti? È una cosa normale, la gente nasce, non c'è mica tanto da essere contenti, infatti c'era mica niente da essere contenti, scusa se dico così, ma io secondo me quella lì è una cosa normale, c'è da essere contenti magari dopo, se il bambino è bravo, che è sano, che ha del giudizio, e difatti adesso io sono contento, ma metti che viene fuori uno come Attila, il flagello di Dio, o come Hitler, o come Pol Pot, vuoi essere contento che
nato Pol Pot, aspettate un attimo a fare le congratulazioni, aspettate, adesso dovrebbero farmele le congratulazioni, che te è un giudizio che allora non poteva dirlo nessuno, che venivi fuori così giudizioso, così bravo nelle tue teorie, in quelle cose che te ne occupi te, ma allora non c'era niente da essere contenti. Difatti poi dopo, ma subito, 15 giorni dopo che te eri nato, eri appena venuto a casa in Via della Speranza, che eri stato un po' in ospedale, che era stato un parto difficile, mi ha raccontato. Che te avevi 7 mesi, eri un po' debole, piccolino, molto 1,9 kg. La Germana anche lei era un po' debole, un po' debilitata, che lei aveva più di 40 anni, non era una cosa facile fare un bambino per lei. Comunque sembrava che era andato tutto bene, eravate tornati a casa, la Germana era al 7° cielo, ha ricominciato anche a parlarmi, anche se mi diceva delle cose. Mi raccontava le cose che facevi te, cosa volevi fare, avevi 15 giorni, anzi, poi te eri nato settimino, quindi praticamente ti mancava 1 mese e mezzo per venire al mondo. Cosa volevi fare? Niente potevi fare. Avevi 1 mese e mezzo in meno, comunque lei gli sembrava che te facevi delle cose, era stanca, non era mica a posto. Io l'ho visto subito, era diventato d'un buono, anche con me, d'un gentile. Doveva succedere qualcosa, infatti poi è successo un mattino, era una domenica mattina, io ero a comprare il giornale, a prendere il caffè al bar, torno in casa, sento che piangi, allora vado in balcone a fumarmi una sigaretta. La Germana dopo che eri nato voleva che si fumava in balcone, per me andava bene, ci stavo bene, io in balcone, allora vado in balcone a guardarmi il mio deposito, che tanto c'è la Germana, che io con te ai primi tempi non è che avevo molta confidenza, allora mi fumo la sigaretta e piangi sempre più forte, io mi faccio un altro caffè, tanto c'è la Germana, mi bevo il caffè, mi fumo un'altra sigaretta, te continui a piangere sempre più forte, allora insomma, per farla breve, vengo di là e cosa vedo? Che te sei nella tua culla che piangi come un disperato, la Germana è seduta in poltrona che dorme. Allora chiudo la porta della camera, tutto bene, mi dico. Allora vado in cantina un po' a ciappinare, vado in cantina, sto giù tipo 2 ore, vengo di sopra, entro in casa, te piangi sempre come un disperato, appena chiuso la porta che suona il campanello. Vado, c'è la nostra vicina di casa Martini, si chiamava una spacca marrone di prima, che mi chiede se c'è qualcosa che non va. No, le dico io, grazie. No, dice lei, c'è il bambino, sono 3 ore che piange. Sì, le dico io, c'è di là Germana, adesso smette. È perché è nato settimino, che lui praticamente ancora non si è reso conto bene, stia tranquilla. La ringrazio signora, non si preoccupi, le dico, con un tono che spero che capisca che le voglio dire. Lasci un po' lì di spaccare i maroni, pensi ai suoi di bambini che non ce li ha, invece noi ce li abbiamo. E lei mi dice, oh va bene, si vede che non è mica convinta, però cosa può fare? Un po' mica entrare con la forza. Lei vorrebbe una pettegola. Allora niente, chiudo e vado per mangiare, solo che non c'è niente da mangiare e te continui a piangere, la Germana non si vede, allora chiudo la porta del corridoio perché te piangevi di un forte che proprio mi spaccavi la testa, chiudo la porta anche del salotto e metto in poltrona a aspettare, si vede che ero stanco anch'io, ma addormento. Mi sveglio dopo un po', che non so quanto è passato, piange ancora, oltretutto suona anche il campanello, vado ad aprire, il citofono, buongiorno, mi dicono, carabinieri, ci apre per cortesia? Carabinieri? È successo qualcosa? Ci apre che le diciamo. Allora apro. Arrivano su e uno con i baffi, un bell'uomo, snello, con la sua bella divisa, bella nera, con la riga rossa sulle braghe, senza cappello, con il cappello in mano educato, anche in casa degli altri buona educazione, cavarsi il cappello. Si presenta, putato scapino, di chiare origini meridionali, ma educato, un bell'uomo, snello, senza cappello, e mi dice che lui si scusa, ma l'hanno avvisato che c'è un bambino che sono 5 ore che piange, che lui è dovuto venire a vedere se è successo qualcosa. Io gli dico, prego, si accomodi, non è mica successo niente, il bambino che settimino si deve ancora abituare. E intanto in sottofondo, sempre ai tuoi pianti, che sembrava che ti scannavano proprio. Posso vedere? Mi chiede l'appuntato scapino, prego, gli dico, le faccio strada e lo porto in camera. Ti apro la porta, prego, gli dico. Lui entra, sto fuori a aspettare che io nella tua camera. Io e la Germania, c'era come un accordo che io non ci venivo. Quella era roba sua, in tutti i sensi mi viene da dire. Non so se, cioè, te non eri mio figlio. Cioè, non del tutto. Cioè, io pensavo, anzi non è che pensavo, era così. Te non eri mio figlio. Eri mio figlio ogni tanto, eri mio figlio qualche momento, con la Martini per esempio eri stato mio figlio per 2 minuti, eri mio figlio ogni tanto, 10 minuti al giorno, le altre 23 ore, 50 minuti eri figlio della Germana e basta. Insomma Scapino sta dentro, poi viene fuori, mi guarda, c'è un telefono, mi chiede, prego, gli dico, gli faccio strada fino al telefono, poi era lì vicino nel corridoio, mi scusi, mi dice lui molto educato, era uno veramente, a me il maresciallo Scapino è diventato poi maresciallo, allora era appuntato, l'ha appuntato Scapino, a me ne posso parlare solo bene, mi scusi, mi dice, come se doveva fare una cosa privata, figuri, dico, vado in sala, chiudo la porta, esco in balcone, mi metto a fumare, a guardare il deposito, aveva montato una gru nel deposito, tiravano su un altro hangar da metterci gli autobus e non so perché l'avevano lasciata girata al braccio verso casa nostra, aveva i 4 ganci della gru che mi dondolavano davanti e ho pensato, se questi qua sbagliano una manovra, mi entrano in casa, mi sfondano il bancone e mi trovo col braccio della gru in salotto. Però non quel giorno lì, che era domenica, quel giorno lì l'unico rischio era che la gru ci cadesse in testa, speriamo che l'abbia montata bene, avevo pensato, e infatti l'aveva montata poi bene, non era caduta, non era successo niente di grave, avevo fumato un'altra sigaretta, il pompone era arrivato all'appuntato, ti teneva in braccio, mi aveva chiesto se c'era del latte, un biberon, l'avevamo cercato in cucina, avevamo trovato sia latte che biberon, e l'appuntato ti aveva dato da bere, te avevi una sete, una fame, eri una cosa,
eri una cosa minuscola, bianca, sul nero della divisa da puntato scappino, e puzzavi anche un po'. E l'appuntato mi aveva chiesto se c'erano dei pannolini, io ero andato a prendere i pannolini, sapevo dove erano, in bagno, li compravo io, li mettevo a posto io. Quei giorni lì che la Germania era stata in ospedale, facevo spesa io fuori casa, facevo tutto io, e poi ti avevamo steso su un tavolo, ti avevamo cambiato i pannolini in odore, non sapevamo come pulirti, avevamo usato gli asciugoni Regina, che la Germania era una grande consumatrice di asciugoni Regina, avevi il culo tutto arrossato, chissà la merda da quanto tempo era lì, da delle ore. E ti avevamo appena messo il pannolino che aveva suonato, io ero andato ad aprire e in un minuto il nostro appartamento si era riempito di gente, l'appuntato scappino si era messo a dirigere il traffico, mi mandava uno di qua, uno di là, a te ti aveva dato una signora che ti aveva messo addosso qualcosa e poi era uscita e non l'avevo più vista, non sapevo niente. Nella tua camera trafficavano con la Germana e dopo un po' l'avevano portato fuori con la barella e dopo in un niente, come erano arrivati, erano spariti, era rimasto solo appuntato scappino, ci erano messi in balcone a fumare, a guardare andare via l'ambulanza. E l'appuntato mi aveva chiesto di dirgli cosa era successo, io gli avevo detto e lui mi aveva guardato bene in faccia come per capire se dicevo la verità e lui avevo guardato in faccia che era la pura verità, ma non era tutta, e della cosa degli lileani, del fatto che te eri mio figlio solo ogni tanto non mi era sembrato il caso di dirglielo, e lui mi aveva detto va bene, Incerti, cerchi di star su. Mi aveva lasciato un biglietto con il suo numero di telefono, se mi veniva in mente qualcos'altro, e stava per andare che io gli avevo detto appuntato, volevo chiederle una cosa, questa gru qua, secondo lei è possibile che dia giù? Vede come l'hanno girata, sembra un lavoro ben fatto. E lui mi ha guardato la gru, aveva scosso la testa e aveva detto no, ha ragione, non è una cosa ben fatta. Era uscito, ero rimasto da solo, avevo pensato che Scappino era un giapponese, come diceva Ragni, che Ragni dei due che venivano al bar di quei due poliziotti, Tramuti era là, diceva che erano due giapponesi e Scappino era uguale. E dopo qualche giorno mi era arrivato l'avviso di Scappino per l'interrogatorio, sai com'è andata? Niente, dopo è stata tutta una vita da vedovo. E te ti hanno dato quella famiglia lì, Bonelli, c'è stato un giudizio per togliermi la patria potestà anche, e pensavo anche io bevevo, ma io non bevevo, che io ho sempre bevuto pochissimo, perché c'è un mestiere che bere dopo non riesci a lavorare bene, e bere poi a me sul perconto non mi è mai piaciuto, è venuto anche Scapino a testimoniare, è stato bravo, allora mi hanno dato una temporanea, che te ti hanno dato in affido ai Bonelli, che non avevo materialmente, psicologicamente la capacità pratica psicologica di farti le cose come pulirti, come accudirti. Fino ai 17 anni hai vissuto con loro che, anche se erano molto cattolici, erano proprio delle brave persone. E io venivo da te 2 volte alla settimana, ti portavo ai giardini, ti prendevo il gelato, nella mia testa te pian piano, non so perché, il fatto di essere lontani, ma fin da subito. Te quando ti hanno portato via sei diventato mio figlio al 90%, ma subito. E dopo sono stati degli anni un po' così. Che te con i Bonelli prima di venire a stare con me c'è stato 17 anni e dopo quando ne hai avuti 18 sei andato a studiare a Milano, che a pensarci io e te ci ha visti pochissimo, mi sono visto di più con Giannasi. E subito dopo la Germania è morto anche Ragni, schiacciato sotto un trattore, intanto avevano cominciato a chiamarmi Giannasi, che io ai primi tempi dicevo devo uscire con Ragni, avevo una scusa, invece poi dopo era morto anche Ragni, l'unica scusa che trovavo ogni tanto era che dovevo venire da te, ci usavo un po' come scusa, anche 2 o 3 volte di seguito, che uno pensava avrà poi capito che non lo voglio vedere, e invece non aveva capito poi niente. Che continuava a chiamarmi, invitarmi, a raccontarmi su cose di pesca, barbiere, e la mia condanna, e conquiste di cinema, che questi 30 anni sono state la mia condanna, che però poi dopo alla fine, io lo facevo per lui, poveretto, che pensarci bene, Giannasi è un disgraziato. Poi delle volte star con Giannasi si vedevano meglio le cose, che quando te sei con Giannasi, fastidio dei racconti di Giannasi, te pur di non dare ascolto a quel che dice Giannasi, stai attento a tutto e vedi le cose in un modo che se non c'era Giannasi non riuscivi a vederle bene così. Dopo io, adesso te ti chiederai forse perché ho fatto questa cosa, io questa cosa l'ho fatta perché io queste cose te le devo dire, però devo dirti, di dirtele non sono capace, allora ho pensato di registrarle qui, con questo bagaglio qui, prende in mano il registratore, che mi sembra che va, lo guardi, mi sembra di sì, lo posa, e dopo poi io prima lo volevo dare al barista, di dartelo quando io non ci sono più, solo che quello lì, Spidi, ho pensato che se glielo dicevo lui mi cominciava a dire che aveva un carissimo amico che dirigeva le poste in Guatemala e che lui lo sapeva benissimo come si fanno queste cose, poi invece le poste qui non c'entrano niente, perché bisogna sapere poi dove sei te, bisogna fare delle ricerche, perché adesso te sei a Milano, poi tra 15 giorni vai a stare in Svizzera, poi quando io non ci sono più, che io non lo so, quando sarà, magari tra un mese, magari tra un anno, magari tra 10, che io mi sento ancora, devo dire, abbastanza bene, ecco te tra 10 anni, chi lo sa dove sei? Io mi auguro che sei ancora in Svizzera, che in Svizzera lì nel canton vicino, io mi auguro che ti trovi benissimo, però chi è che lo sa quel che succede poi dopo? Allora bisogna cercarti, no? Allora ho pensato che io questa cosa la metto dentro di un dischetto, mi hanno spiegato che si mettono dentro nei dischetti, lo faccio fare in copisteria qua sotto, lo faccio fare che io sono lì così sono sicuro che non mi ascoltano, me lo mettono dentro di un dischetto, non costa neanche tanto, 4 euro, compreso il dischetto, me lo mettono dentro un dischetto, poi il dischetto lo porto a un notaio, che ho trovato anche il notaio,
E poi quello che ha fatto Rosito quando ho venduto la casa di Via della Speranza, mi sono trovato bene come notaio, e niente. Allora, una volta con Giannasi, eravamo sotto Pasqua, eravamo in un bar di una laterale qua via Gucchi, che Giannasi da un po' nel nostro bar l'hanno conosciuto, non lo ascolta più nessuno, lui si è messo a frequentare l'altro bar lì in via Gucchi, che il barista è un pugile, un bel bar all'antica, di quelli che lì ti metti fuori, non ti chiede niente a nessuno, cosa normale. Il barista non è lì che guarda tutti i minuti cosa hai consumato, uno di quei bar che te puoi andare lì, star lì delle giornate senza prendere niente, non ti chiede niente a nessuno. Eravamo seduti lì fuori sui tavolini e davanti c'era una casa, un palazzo, che insomma un palazzo, sono 2 piani, non so come dire. Una volta c'era una fabbrica del ghiaccio che adesso è diventato non so bene cosa, multicenter, c'è scritto sopra l'insegna. Chissà cosa si fa dentro un multicenter. Ha una mano nuova d'intonaco grigio e un palazzo, 2 piani, e noi eravamo lì davanti con Giannasi e lui aveva cominciato a raccontarmi dei mondiali di pesca del Venezuela, con tutti i dettagli che ci mette di solito Giannasi nei suoi racconti, che adesso non chiedermi quali sono, che non li so, che non lo ascoltavo. Eravamo andati avanti 3/4 d'ora che lui parlava, io che non lo ascoltavo, e in quei 3/4 d'ora al cancello di quel multicenter c'erano entrate 3 persone. Una signora che avrà avuto 40 anni, bionda, vestita con uno di quei vestiti leggeri, scuri ma brillanti, come se era del raso, e con dei pois bianchi di un'eleganza, altro che le righine, e delle scarpine coi tacchi bianchi, anche quelle che lì io non lo so. Le donne, le scarpe coi tacchi, vuoi essere più alta? Non ti piace così come sei, vuoi essere più alta? Ma guarda che adesso fanno delle operazioni che allungano le ossa, costano un po', ma sai i soldi che risparmi poi in scarpe coi tacchi? Oh, dopo ognuno si veste come vuole, per carità. La mia Germana non se le è mai messe le scarpe così, tutte così pretenziose. Cosa ti credi? Se vuoi essere più alta? Dicono nella moda no, te vuoi essere più alta, altro che moda. E la mia Germana, che lei l'eleganza sapeva com'era, neanche nelle grandi occasioni, neanche quando si è stati in Tunisia al Grand Hotel, che siamo andati, che l'ho fatto vedere 2 giorni, c'era un caldo, siamo sempre stati in albergo, che io uscire con quel caldo, mi ha litigato poi tutto il tempo, ma lasciamo stare. Cosa dicevo? Di quella signora del multicenter, ecco, aveva anche un modo di passare dal cancello, una taglia leggera, una ballerina sembrava, che camminava quasi in punta di piedi, veniva a perdonarle anche le scarpe, forse gliele ha regalate, pensavo, tanto che Giannasi andava avanti con i mondiali di pesca del Venezuela. Il secondo che era entrato, ma dopo mezz'ora, in quel palazzo lì multicenter, tornato lì nuovo. Io ancora adesso non ho capito cosa ci fanno lì dei multicenter, ma scrivici banco, macelleria, uffici vari, o condominio, pure non scriverci niente, ma dagli una faccia che si capisce, come il palazzo che c'è lì di fianco a sinistra del multicenter, che è un condominio, che a guardarlo dal bar, 7-8 piani intornati in un giallo tutto scostato, e le lenzuola alle finestre, le mutande, e le magliette blu da operai. Quello lì, se bisognava scegliere l'insegna, bisognava scriverci sopra condominio popolare, ma non c'era bisogno, era una cosa così sensata che non aveva bisogno del titolo. Sono quelle cose che quando le vedi si apre il cuore, come l'insegna di macelleria della bottega di Ragni, che era un'insegna ancora fascista, con scritto, con le sue scritte fasciste, macelleria, che Ragni non era fascista per niente, però quella scritta lì gli piaceva, perché era uno che sapeva giudicare le cose, che era bellissima, solo che adesso quelli che l'hanno comprata, la macelleria di Ragni, ci hanno cambiato la scritta, ci hanno messo un insegno luminoso con scritto non solo carne, che io, ma cosa vuol dire? Che lì ci vuole una testa, che mettere fuori quella roba lì ti può entrare dentro uno a dirti buongiorno, volevo del detersivo alla lavanda per cortesia, che te gli dici guardi che questa è una macelleria, e lui ti dice c'è scritto non solo carne, pensavo che avevate anche i detersivi alla lavanda. Oppure può entrarti uno e dire buongiorno, devo giocare all'otto 25 60 38 sulla ruota di Bologna, ambo eterno, che lì parte il tempo che ti fanno perdere, lì è la delusione anche, che te la clientela gli proponi chissà che cosa e poi gli dai quello che gli danno tutti gli altri, in contrario bisogna fare, che io nel mio negozio c'avevo scritto fuori biciclette, dopo trattavo anche i motorini e i clienti, una cosa del genere, loro la vedevano come un regalo, non era una cosa dovuta, era un piacere che gli facevo io a loro, altro che non solo carne. E multicenter la stessa cosa, non vuol dire niente. Pensavo quel giorno lì, intanto che Giannasi continuava a parlarmi dei mondiali di pesca del Venezuela, cosa vuoi che mi interessavano a me i mondiali di pesca del Venezuela? Non lo ascoltavo, a me mi interessava la gente. Come il secondo che era entrato a quell'ingresso lì di multicenter, che era uno che aveva avuto la mia età, secondo me, era uno che a vederlo in faccia andava sopra i 70, ma era vestito in un modo, aveva delle braghe bianche, delle scarpe bianche, una camicia a manica corte gialla e rossa, con quelle fantasie che usano per le cravatte che hanno anche un nome, quelle con dei disegni che sembrano un po' anche scientifici, come quelli che mettono dentro nei libri, che sembrano, come si chiamano, le cellule, l'acido, quello lì, che noi siamo fatti di quello, tipo nucleico, di quei disegni lì, ma a parte i disegni, che adesso io non mi ricordo, era il rosso e il giallo, che erano fortissimi, non potevi non guardarli. E poi il suo andare, quel signore, che sulla testa era tutto pelato, e sui fianchi dietro invece i capelli bianchissimi li aveva lasciati diventare lunghi, e aveva un modo di andare, aveva un'andatura di uno che si sforza di avere l'andatura da giovane, un po' libertino, un libertino in pensione sembrava, che io mi ricordo che intanto che Giannai parlava io con la testa facevo segno di sì e avevo pensato che secondo me multicenter lì
poteva voler dire qualcosa come dei massaggi, come delle massaggerie, tipo quelle cose di massaggi che fuori scrivono massaggi, poi dentro lo sanno poi loro quello che fanno. Dopo per un po' di tempo erano passate solo delle macchine, con Giannari che continuava a parlare, io sentivo il tono, e quando il tono si alzava io dicevo ma dai, dicevo, lui ripartiva. Dopo la terza persona che è entrata mi è sembrato te. Solo che te eri a Milano, era uno che ti assomigliava, era come te, capelli neri, alto, spalle larghe, ma anche modo di vestirsi, braghe blu, camicia blu, maglione blu, scarpe blu, di quelle lì, come si chiama, mica mocassini, polacchine, e anche il modo di camminare, buttava le gambe un po' di traverso, quella cosa lì anche in marziano, l'hai presa dai marziani, mi dispiace, io non c'entro. E lì è stato un attimo, che io mi sono voltato verso Giannasi, l'ho visto, e mi sono accorto che te, come sei fatto, sei uguale a Giannasi. Non ho fatto niente, subito non ho fatto niente. Ho sentito la fine dei mondiali di pesca a Venezuela, ha vinto un austriaco, mi sembra un australiano. L'ho salutato, sono venuto a casa, ho preso la mia borsa, sono andato in stazione per andare da mio fratello, devo andare da mio fratello. Solo che quando sono stato in stazione già sull'autobus, ho cominciato a pensare che prima di tutto una cosa del genere, come mai mi ero accorto solo adesso, dopo quasi 30 anni, di una cosa del genere? Perché io non ti ho mai guardato. Che te per me per quasi 30 anni sei stata una vergogna. E allora adesso era una cosa così, ho pensato, non lo so come mai. Per quasi 30 anni non ti avevo potuto guardare, adesso ti potevo guardare, ho pensato. E dopo poi, quando sono stato in stazione, anche quello, non so perché, ricordarmi della stazione, tutte le volte che sono stato con la Germania in stazione a tornare da Milano, mi è venuta su l'immagine della Germania che dormiva, che poi non dormiva, che l'ho vista ad un tratto, che aveva gli occhi aperti, e te che piangevi di fianco, allora ho capito. Allora sono uscito dalla stazione, ho preso un taxi, mi sono fatto portare nella caserma dei carabinieri a cercare l'appuntato Scapino, solo che erano passati 20 anni, 29 anni, Scapino non lo conosceva nessuno. Dopo un po', è saltato fuori uno che aveva detto di sì, che c'era stato un maresciallo Scapino non appuntato, solo che erano degli anni che era stato trasferito a Trani e che ormai adesso doveva essere in pensione se non era già morto. A Trani, pensa a te. Allora ho chiesto un altro appuntato, basta che sia, mi ci hanno portato, questo appuntato che aveva i baffi anche lui, si chiamava Sarfatti, sembrava anche lui molto gentile, si era alzato, mi ha dato la mano in giapponese. Allora io mi sono messo lì, gli ho raccontato la storia, che lui ha tirato fuori gli incartamenti che lì conservano tutto, e mi ha detto che era una storia archiviata. E l'ha detto in un modo, come se con quella parola lì, archiviata, mi dava risposta a tutte le mie domande. Archiviata. Guarda che sono speciali. Sarebbe come se uno torna a casa, trova la sua porta di casa chiusa e dice toh, è chiuso e va via, va a dormire in albergo. Ma chi è che fa così? Ma nessuno, che a pensarci cosa vuol dire archiviato? Archiviato vuol dire che è chiuso. Beh, ma se è chiuso e te vuoi capire cosa c'è dentro lo devi aprire, o no? Invece loro in Giappone non fa mica così, è chiuso, lo lasciano chiuso, anche se sono dei nuovi elementi. Ti sembra un lavoro fatto bene? Ma all'inizio non ho mica perso la calma, no, bravo, calmo, gentile, parlavo piano, scandivo bene le parole, avevo detto che lo sapevo che era archiviata e che chiedevo ben quello di riaprirla, che c'erano degli elementi, che la cosa era cambiata, che erano 29 anni che ci pensavo, ho capito che io per degli anni dentro la testa ci lavoravo, che erano degli anni che mi chiedevo cosa era successo alla Germania, che era poi giovane, si può morire così, che delle volte, guarda cosa si arriva a pensare, ho pensato di essere stato io, che nell'incoscienza avevo strozzato, solo che poi il dottore non era mica morta soffocata, era morta per arresto cardiaco, quella lì è una cosa, tutti muoiono per arresto cardiaco, che discorsi sono, comunque non era morta soffocata, infatti io non mi ricordavo di averla soffocata, era solo una mia fissazione, una fantasia, un brutto sogno, solo che di qualcosa doveva essere pur morta, io a un certo punto avevo pensato che era morta di felicità, che lei aveva un bambino, finalmente, non aveva retto al bene che le faceva, solo che anche quella a pensarci, metti che si scrivano sopra il certificato di felicità, no, non era possibile. Lì ci doveva essere sotto qualcosa che una donna come la Germania non era possibile che si accompagnava con un uomo come Giannasi, lui doveva averla costretta, un ricatto, non so cose, poi non so perché lui l'ha dovuta far tacere, lì Giannasi si vede che aveva dei giri nel suo negozio di droga, ho pensato, tanto che lo pensavo non ci credevo neanche io a quel che pensavo, erano ipotesi così strampalate, ma erano tutte ipotesi, le cose andavano fatte poi bene, bisognava indagare, bisognava riaprire il caso alla luce dei nuovi elementi. E quali sono questi nuovi elementi? Mi ha chiesto Sarfatti, non glieli posso dire, gli avevo detto io, che io avevo vergogna. Allora lui mi ha guardato un attimo senza dire niente, poi si era alzato e mi ha detto va bene Incerti, adesso mi perdoni ma ho altro da fare, quando avrà delle cose concrete mi chiami pure. Io lì, bisogna che lo dico, non mi era mica piaciuto, e gli avevo detto che la guerra era finita, erano degli anni, e loro però dovevano fare il loro mestiere di giapponesi, che era indagare e fare il loro mestiere come se il mondo era vero, come se c'era una giustizia davvero. Se
c'era Scapino magari mi poteva aiutare, che lui era uno come me, aveva la mia età, mi sembra che le capiva le cose. Questi qua nuovi, non so, secondo me non le capiscono, archiviato. Loro dicono archiviato e si immaginano di aver detto qualcosa. Cosa vuol dire? Ci sono dei nuovi elementi, ma quali sono i nuovi elementi? I nuovi elementi? Io ci ho pensato con calma, mi sono messo seduto 3 giorni e ho pensato solo a questo, ci ho pensato bene. E i nuovi elementi, se ci guardi superficialmente, sarebbero che te sei figlio di Giannasi, che lì sarà poi anche vero da un certo punto di vista, però non lo so, da un altro punto di vista è una cosa che non sta né in cielo né in terra, perché te sei figlio mio, te sei mio figlio, lo sai o no? Te sei mio figlio, io non te l'ho mai detto, ti amo, hai capito? Ti amo, lo vuoi sapere? Ti amo, ecco, ti volevo dire quello, adesso vai in Svizzera. Grazie. Io volevo dire un'ultima cosa. C'è un sociologo italiano, che il nome è polacco, si chiama Jedlowski, che dice che la qualità del racconto dipende dalla qualità dell'ascolto. E questa piazza qua ha un ascolto che io me lo ricordo finché scappo. Grazie. Adesso senza interruzione chiamo sul palco con molta contentezza ed emozione i musicisti per il prossimo concerto racconto